Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Martina Machnic della lista Russo.Franco e Marcello Medau di Fratelli d'Italia. Quindi se vorrete dialogare con loro potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail sempre al nostro consueto indirizzo. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa, ma ora cominciamo subito dalle previsioni del tempo con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Allora andiamo a vedere la situazione generale. Almeno fino a sabato il promontorio anticiclonico di origine nordafricana garantirà tempo stabile e caldo con temperature di oltre 5 gradi sopra la norma del periodo. Da domenica il possibile passaggio di una saccatura potrà determinare un aumento dell'instabilità atmosferica. Per oggi, giovedì 12 giugno, cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana e in Carnia. In Carnia verso il Cadore nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o isolato temporale. Sulla costa e sulle zone orientali nella notte e al mattino soffierà bora moderata con raffiche anche sostenute a Trieste. Poi brezza, caldo che si farà più afoso su pianura e costa. Ancora venerdì 13, domani, cielo in prevalenza poco nuvoloso a causa del passaggio di nubi medio-alte. Sulla zona montana, specie occidentale, nel pomeriggio non è esclusa qualche breve pioggia o rovescio sparso. Sulla costa e sulle zone orientali nella notte al mattino soffierà Borino con raffiche anche moderate a Trieste, poi venti di brezza, caldo moderatamente afoso su pianura e costa. Ancora sabato 14, cielo in prevalenza poco nuvoloso, maggiore nuvolosità nel pomeriggio verso la Carnia dove sarà possibile qualche rovescio isolato temporale. Ancora caldo moderatamente afoso su pianura e costa, nella notte soffierà Borino su Trieste, poi brezza su tutta la costa. Questo è il quadro meteo di queste giornate, quindi qui a Trieste insomma il caldo sarà un po' mitigato dalla bora come sta succedendo proprio in queste ore, in questi minuti. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola oggi, a cominciare dal Piccolo di Trieste che apre con la novità. Nel panorama musicale della nostra estate, Elisa canterà sulla Palinuro il 27 giugno con Tananai in un concerto dal mare davanti a Piazza Unità. Lo spettacolo gratuito sulla nave della Marina Militare prevede altre tappe in regione. C'è una piacevole novità inaspettata per l'estate musicale triestina il 27 giugno ad aprire in grande stile la stagione dei concerti dal suggestivo palcoscenico della nave Palinuro, ormeggiata davanti a Piazza Unità, si esibiranno Elisa e Tananai, un grande evento gratuito per gli spettatori organizzato direttamente dallo staff di Elisa e supportato finanziariamente dalla Regione tramite Promoturismo FVG. La data triestina però non sarà l'unica, la nave Palinuro e la voce di Elisa ormeggeranno anche in altre acque della Regione. C'è anche l'approfondimento su un altro grande concerto molto atteso, altri 100 biglietti per lo show di Robbie Williams. Poi ancora sulla cabinovia più ascolto e meno silenzi, il commento di Fabrizio Brancoli. Poi ancora i residenti hanno piazzato catene e lucchetti, la strada per Canovella diventa proibita alle auto. Uno scorcio, qui vediamo, della spiaggia libera che si trova nell'area di Canovella degli Zoppoli. Cronaca, inverno demografico, i punti nascita in Friuli Venezia Giulia sono a rischio, è l'approfondimento di oggi del Piccolo. Uno strano acquirente per il Rolex in vendita illegale sventa la truffa. E poi ancora nozze combinate, universitaria salvata dal suo prof. Andremo a vedere anche questo nelle pagine interne. Il focus fine vita, Toscana, primo suicidio assistito dopo l'adozione della legge. L'Azzurro evoca Hitler, terzo mandato, Tajani attacca, la Lega vuole un vertice. Poi ancora vediamo, sempre sulla prima pagina del Piccolo, dazi tra USA e Cina ha trovato l'accordo, il commento, la tecnica dell'annuncio per cavarsi dai troppi guai e poi Geo Adriatico, faro sulla via dell'India, ne abbiamo parlato più volte anche noi. Poi l'anniversario, quel 12 giugno di 80 anni fa,
12 giugno del 45 le truppe jugoslave abbandonano Trieste, anche Gorizia per la maggior parte degli italiani la fine di un incubo durato 40 giorni, l'occupazione nazista è durata 14 mesi, assai aspra, vista da parte slovena l'occupazione italiana è durata più di un quarto di secolo e non è stata lieve, insomma si ricorda quel 12 giugno di 80 anni fa. Calcio Serie C, Triestina, Dellicarri avanti fino a giugno del 2027, lo vedremo poi anche noi nei nostri servizi. Cambiamo edizione, andiamo a Gorizia, Go 2025, deroghe ai limiti d'orario, il Comune vuole rendere la città più vivace a misura di giovani, la decisione della Giunta. Poi ancora il centro estivo a Farra è per over 65, invece di centri estivi per i bambini e ragazzi, qui si parla di centri estivi per persone più adulte, diciamo così. Qui vediamo il viale di Grado, hotel rinnovato e negozi chiusi, uno dei fori vediamo lungo viale Europa Unita a Grado, conosciuto anche con il vecchio nome di viale principale, la facciata ristrutturata dell'Adria e i fori inattivi, così uno dei luoghi iconici della città balneare. Per la cronaca 10 poliziotti in più a Monfalcone dalla fine di giugno e poi una passione di Cristo transfrontaliera per la capitale europea. La storia e le gesta del Grand Prix cittadino Santa Gorizia e poi anche qui Elisa Contananai a Trieste il 27 giugno. Andiamo agli altri quotidiani che sono in edicola quest'oggi, cominciamo con il Corriere della Sera e andiamo a vedere le notizie che sono in prima pagina. Allora, Toscana, primo suicidio assistito dopo la legge, scintille tra Tajani e Salvini sul terzo mandato. L'intervista a Conte, ora un nuovo modello di referendum propositivo. I libri, la malattia, la scelta di Daniele invece si riferisce proprio al suicidio assistito. Stati Uniti, la rivolta dilaga, dazi, l'accordo tra USA e Cina, Trump, le nostre tariffe al 55%, le loro al 10%. Arresti di massa e coprifuoco a Los Angeles, caos in Texas, Tajani, nessun italiano a Guantanamo. In Polonia, Matteo Doretto contro un albero nei test pre-gara, muore a 21 anni la promessa del rally. Una democrazia che viene messa in stato d'assedio, invece il commento di Walter Veltroni alla situazione negli Stati Uniti. Ancora la Calabria, il governatore Occhiuto rivela in un video sono indagato per corruzione. Poi l'ufficio di bilancio, la nuova IRPEF erode i benefici ai dipendenti. La Repubblica, Trump schiera i Marines, migranti, si estende la protesta negli Stati Uniti. La Casa Bianca avanti con le deportazioni. Accordo con la Cina sui dazi, dietro front sulle tariffe, nell'intesa terre rare e visti per studenti. La tolleranza e uguaglianza nella diversità, il commento di Gustavo Zagrebelski, poi il dossier del governo, 113 miliardi per le spese militari al 5% del PIL. Primo suicidio assistito con la legge della Toscana, poi ancora Adam è a Milano, accolto dai medici, così lo cureremo, il bambino in arrivo da Gaza. Allora, addio a Brian Wilson, il genio dei Beach Boys, qui lo vediamo, è morto ieri a 82 anni. Questa ossessione dei corpi perfetti, vediamo cancella l'umano, il commento di Massimo Recalcati prendendo spunto da recenti fatti di cronaca. La Stampa, Trump, animale, chi protesta, è stato insomma tranchant come sempre il Presidente degli Stati Uniti, coprifuoco e raffica di arresti, 2 italiani già rimpatriati, bufera sui rinchiusi a Guantanamo. La Casa Bianca, continueremo le deportazioni di massa, ce lo chiede l'America, oggi telefonata tra Tajani e Rubio. 6 migranti, siamo di nuovo noi, è il commento di Flavia Perina. Poi ancora il commercio, dazi, il mini accordo tra Stati Uniti e Cina. La difesa, Rutte da Meloni, conto da 110 miliardi. L'intervista alla russa, giusto dire sì al fine vita, carceri più sconti nella detenzione. La speranza di Adam, il ragazzino di 11 anni ferito a Gaza, arrivato in Italia con la mamma, sarà operato.
operato a Milano perché è un simbolo di pace. Caltagirone Delfin, il giallo degli esposti, la scalata Mediobanca e poi ancora l'analisi senza tagli di spesa, tasse intoccabili. Il Fatto Quotidiano, l'autority dei conti contro il riarmo, più tagli, più tasse. Ufficio di bilancio, ennesima bocciatura, peggiora il debito. Poi ancora vediamo LA, Los Angeles, coprifuoco e 400 migranti illegali arrestati, rimpatri di massa. Effetto Trump, il documento per il summit dell'alleanza, russi non più aggressori e addio NATO per l'Ucraina. Ancora avevano scherzato in versione di rotta sul sostegno a Kiev, spariscono i 40 miliardi di armi, Mosca resta minaccia ma senza la solita condanna. Questa è la lettura del Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere il giornale che si concentra sull'anniversario e l'intervista a Marina Berlusconi, i 2 anni senza papà, la primogenita di Silvio Berlusconi, giustizia una priorità. Eutanasia, primo caso in Italia, suicidio assistito in Toscana, nel paese lo chiedono in 500 dall'introduzione della legge regionale. Polonia, tragedia a rally, muore il campione junior, schianto fatale per Matteo Doretto prima di una gara. PIL, Meloni rivendica la crescita, meglio di Parigi e Berlino e rilancia giù le tasse al ceto medio. Se la sinistra scopre il leghista in sé, il no alla cittadinanza e l'analisi di Francesco Del Vigo. Vediamo Libero, tasse, migranti, governo, parla Salvini, intervista al vice premier. Rateizzazione delle cartelle, taglio dell'IRPEF sono complementari, facciamo entrambi. Cittadinanza facile, perfino chi vota a sinistra dice no. Nessuna tensione con gli alleati. Dopo il flop dei referendum i compagni fanno il tifo per le rivolte degli stranieri. Vediamo il nuovo nemico dei progressisti, troppi zuccheri, una proposta di legge per limitarne il consumo, il PD è andato in crisi di zuccheri, commenta Libero in questa curiosa fotonotizia. Caos azzurri, la FIGC ha sbagliato tutto, vertici non all'altezza ma almeno si va verso Gattuso, assurdi tempi dell'esonero di Spalletti, pasticci in serie sul nuovo CT. Ma quali deportazioni? La balla degli italiani spediti a Guantanamo, il commento di Fausto Cariotti. Il Sole 24 Ore, strage al centro aiuti, 36 morti, in Israele a rischio il Parlamento, il patriarca Pizzaballa, la situazione disumana. L'appello del presidente Mattarella a Gaza, situazione inaccettabile, coinvolgere i paesi arabi. L'inflazione dimezza i tagli IRPEF, l'ufficio di bilancio per i prezzi 21 miliardi in più in 4 anni, ora ceto medio più colpito. Giorgetti, sta a me creare le condizioni per un'altra riduzione delle tasse. Poi verso il Consiglio dei Ministri, per chi ritorna in Italia niente cumulo dei bonus, delibere IMU più tempo. Vediamo ancora proteste negli Stati Uniti, fronte più ampio, Guardia Nazionale anche in Texas. E qui vediamo le concessioni, autostrade e l'autorità dei trasporti pronta a tagliare i rendimenti. Accordo USA-Cina sullo scambio tra dazi e terre rare. Ancora vediamo il Domani, California, arresti e deportazioni, il golpe mascherato di Trump, Merz cambia capo servizi, SPD spaccata sulla Russia e in Polonia Tusk si salva. Continuano le proteste negli Stati Uniti contro le politiche sui migranti, il presidente non ci fermiamo, il giurista Cummings, manuale di autoritarismo, USA e Cina vicine a un accordo sui dazi e terre rare. L'odissea dei Gazawi accolti in Italia, non solo il piccolo Adam, sono 300 i palestinesi arrivati ma l'accoglienza non funziona. Allora torniamo sul piccolo per vedere le notizie di casa nostra, le notizie più vicine a noi. Si parla ancora di sanità e in particolare di punti nascita che avrebbero un futuro a rischio per naturalmente il calo delle nascite. In regione il numero di neonati è diminuito costantemente, calo di 2000 unità negli ultimi 12 anni. A Tolmezzo e la Tisana nel 2024 non è stata raggiunta la soglia minima di 500
200 parti all'anno. Chieste le deroghe al Ministero, le prospettive però restano incerte, le strutture in pericolo. La Regione, il presidio della Carnia è fondamentale per la montagna. 1 su 10 rinuncia alle cure sanitarie, l'allarme della Fondazione Gimbe. A pesare sono soprattutto le liste d'attesa, però in Friuli Venezia Giulia il dato è il migliore in Italia da questo punto di vista. Ieri abbiamo intervistato anche noi l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi e risentiamo e rivediamo insieme il servizio di Umberto Bosazzi. Sono 4 milioni gli italiani, il 7% della popolazione, che nel 2024 hanno rinunciato alle prestazioni sanitarie a causa dei lunghi tempi di attesa. È il dato principale che emerge da un'analisi indipendente condotta dalla Fondazione Gimbe. La quota è passata dal 4,2% del 2022 al 4,5% del 2023, fino a schizzare al 6,8% nel 2024, pari circa a 4 milioni appunto. Nella nostra regione la quota è la più bassa del paese, pari al 5,1%, un dato che l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi saluta con favore. Sul quale, come ripeto, non ci si deve sedere perché nessuno deve abbandonare le cure. Noi dobbiamo riuscire a raggiungere anche coloro che sono in difficoltà per diverse ragioni le abbandonano. Quindi noi continueremo in questa direzione, ma credo che il dato che dimostra come in questa regione, al di là delle difficoltà, questo fenomeno si presenti in maniera inferiore a tutta l'Italia è un dato sicuramente nella complessità è un dato migliore degli altri. Le difficoltà economiche continuano a pesare, la percentuale di chi rinuncia per questo motivo è aumentata dal 3,2% del 2022 al 4,2% del 2023 fino al 5,3% del 2024. Se questa era la motivazione dell'aumento della rinuncia alle prestazioni tra il 2022 e il 2023, tra il 2023 e il 2024, come si diceva, l'impennata è stata trainata dalle liste d'attesa in larghissima misura e i dati lo confermano. Le rinunce legate ai tempi d'attesa sono cresciute del 7,1% tra il 2022 e il 2023 e del 51% tra il 2023 e il 2024. Quelle per ragioni economiche invece sono aumentate del 31,2% tra il 2022 e il 2023 e del 26,1% tra il 2023 e il 2024. Tenendo conto della necessità di concentrare maggiormente la politica sanitaria sulle cronicità, Riccardi chiosa sottolineando un dato a suo dire essenziale. Il baricentro del sistema va modificato, va spostato. Questo incontra delle resistenze importanti e quindi è chiaro che è un processo che non sarà sicuramente lento, ma è un processo sul quale bisogna continuare a lavorare. Allora, queste le parole appunto dell'assessore regionale alla sanità Riccardi e ora andiamo a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale. Abbiamo al telefono il commissario Fulvio De Grassi per parlarci della situazione del traffico in città. Buongiorno, allora qual è la situazione? Sì, buongiorno Buccarelli a lei e tutti i telespettatori. Diciamo che la situazione al momento è tranquilla, tempo clemente, anzi è alzato un po' di bora che ha spazzato un po' l'umidità, si respira meglio stamattina, perciò personalmente attenzione che non ci sia qualche refoglio più maligno, ma insomma dovrebbe essere abbastanza moderata. Per quanto riguarda la nottata appena trascorsa, nessun incidente rilevato da parte delle nostre pattuglie notturne, solamente interventi di routine, perciò anche questa è una notte tranquilla. Ricordo che alle 10 ci sarà l'alza bandiera in Piazza Unità, più una cerimonia, ci sono degli sgomberi per divieti temporanei in via Mercato Vecchio e Orologio, attenzione, ripeto, via Mercato Vecchio e via Orologio ci sono dei divieti dove dobbiamo sgomberare appunto per lo svolgimento di questa manifestazione. Ho detto alza bandiera alle 10, mentre questa sera alle 18 ci sarà la Maina. Ovviamente per il tempo necessario ai due movimenti della bandiera il traffico verrà bloccato, perciò potrebbero esserci dei rallentamenti in un blocco temporaneo. Come resto non ho niente di particolare per la giornata a seguire, la chiusura
della Galleria San Vito dalle 22 alle 05 si protrarrà fino al giorno 13, perciò domani, ancora domani sera, questa sera, domani sera, ripeto, la Galleria San Vito, quella che va da Alberti a Sansovino, sarà chiusa nell'orario notturno. C'è anche un raduno di motociclette che si posizioneranno in Piazza Unità oggi, almeno sarà il ritrovo, potrebbero esserci dei rallentamenti al passaggio, sono circa 150 unità. Per quanto riguarda la giornata di domani, domani ricorre la festa del nostro corpo, ci sarà una cerimonia a Miramare, ricordo che ci sono dei divieti temporanei all'altezza del bivio di Miramare, un po' più verso il castello, appunto per consentire lo svolgimento di questa nostra festa, per il posizionamento di veicoli e quant'altro. Al momento non abbiamo interventi in atto, vi restituirei la linea. Grazie, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie, altrettanto un saluto a tutti. Grazie, un saluto. Allora noi andiamo avanti a leggere i giornali e restiamo sul piccolo di Trieste per vedere le notizie della regione, dell'Italia, dell'attualità per così dire. Allora Daniele ha scelto il suicidio assistito, primo in Toscana dopo l'ok alla legge. Scrittore e poeta di 64 anni, soffriva di Parkinson dal 2008. Gianni, colmato un vuoto ma serve una norma nazionale. Se ne era parlato molto anche qui da noi. La testimonianza è andato via serenamente, il padre vicino fino alla fine. Qui vediamo una foto di Daniele Pieroni. Terzo mandato, un vero rebus, Tajani chiude, Lega in pressing, l'avvertenza che agita il centrodestra entra nella fase cruciale. Tra i due contendenti ed approfittarne potrebbe essere Fratelli d'Italia. Il leader di Forza Italia gioca pesante, conta il consenso popolare, ce lo avevano anche Hitler e Mussolini, no a eccessi di potere. Al Consiglio federale Salvini sollecitato con forza da Zaia, Fedriga, Fontana e Fugatti, dobbiamo essere i primi a impuntarci. 4 incognite sul cammino di una eventuale apertura, tempi stretti, il vettore e la gelosia dei sindaci e le regioni non unanimi, tutti i vari fattori intorno a questa vicenda che continua a far discutere. Andiamo ancora avanti al scenario internazionale, pace fatta tra Trump e Xi, intesa quadro raggiunta sui dazi, niente più guerra, annuncio trionfalistico del presidente americano, manca solo la firma dei leader, mercati prudenti considerano la svolta commerciale annunciata ancora lontana. Dopo la rottura con il tycoon, Musk cerca di ricucire lo strappo, mi spiace, sono andato oltre. Scatta il coprifuoco a Los Angeles, il tycoon manifestanti animali. Mattarella, inaccettabile la situazione di Gaza. Ancora un faro sul corridoio con l'India. Si apre Geo-Adriatico, 3 giorni di confronto sul mondo. Domani il dibattito sul percorso IMEC e le sue strategie. Per i nostri porti una chance di stabilità, ma le merci vanno intercettate. Il sistema deve essere attrattivo, dice Pierpaolo Ribuffo, coordinatore delle politiche del mare per la presidenza del Consiglio. Vediamo ancora tutti i vari protagonisti di questo evento. Si parla del pianeta, i dazi, guerre commerciali ed ecosistema globale sempre più a rischio, l'Europa, i Balcani, la città osservatorio per capire meglio gli eventi vicino a noi, quella di Trieste naturalmente, poi lo spazio e il mare, le scoperte da fare dalle profondità all'universo infinito. Vediamo anche lo stop alle auto Euro 5, critiche anche in regione, coinvolti 81.000 mezzi. Il provvedimento legato allo smog nel bacino padano non interessa il Friuli Venezia Giulia. Automobilisti preoccupati e consumatori inferociti. L'ACI, parecchie richieste dagli utenti. Vediamo forse la definizione più calzante, quella di Federcarrozzieri, che senza troppi giri di parole ha definito uno tsunami il ventilato stop alle auto diesel Euro 5 nei centri con più di 30.000 abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Una misura che al momento non riguarda il Friuli Venezia Giulia, dove i mezzi potenzialmente coinvolti sarebbero, stando ai dati dell'ACI, 81.637, quindi davvero un numero consistente. Andiamo
Andiamo ancora a vedere sempre in Friuli Venezia Giulia, crisi del clima, arrenditi Sapiens, solo le tragedie ci faranno reagire, dice il ricercatore e divulgatore Mario Tozzi. Domani terrà una lectio magistralis al Festival di Lignano, 180 gradi. Lignano, cantiere record, nuova terrazza mare pronta nell'estate 2026, sopralluogo dell'assessore Bini, operazione da 14 milioni di euro, consolidati 58 pilastri, collocati 100 ulteriori per l'ampliamento. Ancora nuova legge regionale sull'edilizia, semplifichiamo senza sanatorie, via libera in commissione al DDL che recepisce il decreto salva casa firmato dal ministro Salvini. Ampliati gli interventi eseguibili senza permessi, attenuata la doppia conformità. Elisa canta sulla Palinuro, allora andiamo a vederlo nella pagina principale della cronaca di Trieste. Elisa e Tananai sulla nave Palinuro, il concerto davanti a Piazza Unità. Il 27 giugno lo spettacolo gratuito verrà proposto dal mare. Sono previste altre tappe in regione. L'iniziativa finanziata da Promoturismo e FVG. C'è una piacevole novità, l'abbiamo letto già in prima pagina, quindi la nave scuola della Marina Militare Italiana arriverà a Trieste il 25 giugno, attraccherà in prossimità della Scala Reale in tempo perché i tecnici riescano poi a montare tutti gli impianti audio e luci per il grande concerto. Un evento singolare dal forte impatto scenico, il Golfo di Trieste, Piazza dell'Unità, il fascino della nave Palinuro, la voce che incanta di Elisa e i successi di Tananai, l'entusiasmo del pubblico. C'è da scommettere che quelle immagini diventeranno uno degli spot di più grande effetto per la città e per l'intero territorio regionale. Tra l'altro il concerto aprirà una stagione di eventi musicali che il 17 luglio prossimo vedrà allo Stadio Nereo Rocco ospitare l'unica data nazionale di Robbie Williams. E qui vediamo il Castello di San Giusto, dalla lirica ai leggendari Rockets e Capossela, altri protagonisti insomma della lunga estate musicale di Trieste. E qui vediamo proprio altri 100 biglietti per assistere allo show di Robbie Williams. La data è esaurita del 17 luglio al Rocco, ma i tecnici ricavano ulteriori posti per poter assistere appunto a questo grande concerto. Saltiamo la pagina per il momento del weekend, il consueto inserto che ci propone ogni giovedì il Piccolo, per andare al tema Cabinovia. Oggi si torna in aula il test delle 3000 e passa osservazioni. Nuova maratona sulla variante al piano regolatore per il sorvolo di Bosco Bovedo. Fibrillazioni tra maggioranza e opposizioni. Domani il comitato scende nuovamente in piazza. Il dibattito infuocato sull'impianto a fune continua quindi nell'aula del Consiglio Comunale. Qui vediamo l'ultima seduta, un momento del dibattito appunto della scorsa settimana, qui la zona interessata dal progetto. Il commento: abbiamo bisogno di più ascolto e meno silenzi, proprio su questa questione. Poi vediamo ancora Albergatori Triestini Uniti, class action contro Booking, la categoria e la battaglia nazionale, ottenere un risarcimento del surplus delle commissioni pagate negli ultimi 20 anni a Booking.com, che oltre a costituire un ingente onere economico per le strutture ricettive con relativo assottigliamento del margine dei ricavi, ha pure limitato la competitività dell'intero sistema dell'accoglienza, arrecando pertanto un danno d'immagine. Questo è l'obiettivo della class action lanciata dalla Federalberghi Triestina sulla scia di quella lanciata a livello nazionale, che in questi giorni ha già iniziato a raccogliere le adesioni fra le imprese del settore. L'avvocato sventa la truffa del Rolex, intercettato il telefono della banca. Un 31enne triestino stava per vendere l'orologio a uno sconosciuto, ma il suo legale si è insospettito, ha rischiato di farsi soffiare un Rolex da 18.000 euro. La vittima, un imprenditore triestino di 31 anni che vive in Croazia, è incappato in un raggiro ordito da due complici che per irretire il malcapitato si sono inseriti nella linea telefonica della banca intestataria dell'assegno circolare usato dai malviventi per acquistare
sfruttare l'orologio. Quando il proprietario del Rolex ha chiamato l'istituto di credito, dall'altra parte della cornetta non c'era un impiegato dello sportello, bensì uno dei due truffatori. Sì, l'assegno irregolare lo abbiamo emesso noi, si è sentita dire la vittima, ma un legale triestino, cui il 31enne si è affidato per la compravendita, l'avvocato Antonio Regazzo, si è insospettito e ha fermato tutto, e ha fatto bene, perché evidentemente c'era sotto una truffa, una tentata truffa. Cade nel bus, 2 costole rotte, l'anziana, partenza brusca, l'incidente è avvenuto in via Mazzini. Ancora furto d'auto, SUV rubato in pieno giorno in via Rossetti, appello in rete, aiutatemi a ritrovarlo. Gli rubano il SUV parcheggiato in via Rossetti, un furto messo a segno in pieno giorno da un ladro sfacciato che non si è lasciato frenare dal timore di essere sorpreso in flagrante. Alla vittima non è rimasto altro che sporgere denuncia ai carabinieri nella speranza di ritrovare l'auto ancora integra. Sfugge al matrimonio combinato, universitaria salvata dal suo prof, l'intervento dei funzionari e dei carabinieri a Dhaka. I parenti l'avevano attirata in Bangladesh e trattenuta contro la sua volontà. Ora è al sicuro in Italia. Una storia che ricalca un po' quelle che abbiamo già sentito a Monfalcone anche nelle scorse settimane. Monfalcone, i 2 casi delle spose bambine che ci aveva raccontato proprio qui a Tele4 a Sveglia Trieste la ex sindaca di Monfalcone Anna Cisinta. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora a Sveglia Trieste. Allora torniamo alla nostra rassegna stampa per parlare del porto di Trieste. Torbianelli, segretario generale, subito rinominato da Gurrieri, l'avvicendamento, il neonominato segretario generale facente funzione Torbianelli. La CISL Scuola, congresso, l'autonomia non divida, l'appuntamento del sindacato nazionale a Trieste. Poi ancora l'ambiente in Istria, Quarnero Dalmazia, transizione green in Istria, stop alla centrale di Fianona. Il piano per la conversione alle rinnovabili fermerà l'impianto a carbone nel 2033. In programma parchi eolici offshore, pannelli solari e comunità energetiche. Lavori poi al porticciole di Umago, 3 nuovi moli per i diportisti. Torniamo al caso che vi raccontavamo prima della ragazza che sfugge al matrimonio combinato in Bangladesh, universitaria salvata dal suo professore. I parenti l'avevano attirata in Bangladesh e trattenuta contro la sua volontà. Ora è al sicuro in Italia, quindi il prof si è subito attivato. I parenti volevano costringerla a sposare un uomo che lei non amava, ma un messaggio al suo docente l'ha salvata. La giovane iscritta all'Università di Trieste ha contattato il professore spiegandogli che non avrebbe potuto seguire il suo corso a frequenza obbligatoria perché era prigioniera in Bangladesh, privata dei documenti, maltrattata e con l'angosciante prospettiva delle nozze forzate. Il prof appunto si è attivato denunciando la situazione alle autorità triestine, che a loro volta si sono messe in contatto con l'ambasciata italiana a Dhaka per mettere al sicuro la giovane di circa 25 anni. Operazione riuscita. Nei giorni scorsi la studentessa è tornata in città, ora verrà sentita dagli inquirenti. La procura ha aperto un fascicolo non appena è stata messa al corrente del fatto, affidando le indagini ai carabinieri. Casi come questi rientrano a pieno titolo nei reati da codice rosso relativi alla violenza di genere. Quindi i familiari avevano sottratto i documenti, è intervenuta quindi l'ambasciata italiana. Vianelli, la rettrice Donata Vianelli, dice: non è la prima volta, lo studio come via di riscatto. La rettrice racconta la storia di una sua allieva ed elogia il collega che è intervenuto. Qui vediamo un'altra notizia che vi abbiamo dato anche noi ieri con un nostro servizio: bonus taxi di 100 euro per future mamme e madri con figli piccoli. La Regione ha stanziato 84.000 euro per la misura a Trieste, destinatarie le famiglie con un ISEE inferiore a 30.000 euro.
Possono usufruirne anche i papà purché viaggino col bambino. Il rimborso è ammesso anche se si utilizzano taxi e NCC in altre zone del Friuli Venezia Giulia. Quindi questa è la novità. Ieri abbiamo parlato di questo nuovo bonus taxi per neomamme e per future mamme, anche quindi per donne in gravidanza, un'iniziativa che il Comune e la Regione, promotori di questa novità, sperano abbia successo. Allora vediamo il servizio. Un rimborso fino a un massimo di 100 euro annui alle neomamme e alle donne in gravidanza che vogliono spostarsi in taxi. È l'iniziativa presentata dall'assessore comunale alle politiche sociali Tognolli insieme al consigliere regionale Giacomelli. Su iniziativa del consigliere regionale Claudio Giacomelli, che ringrazio, davvero una bella collaborazione tra Comune e Regione. Bonus taxi per le neomamme che sono gestanti o che hanno un bambino fino all'età di 3 anni per poter utilizzare il taxi ed essere rimborsate. È un'iniziativa importante, un'ennesima iniziativa di grande attenzione alle persone e in particolare alle famiglie. Ma faceva anche parte di una campagna iniziata nel 2023 e che ci occuperà fino al 2027, di cui parlo spesso, che è Quartieri al Centro. Noi sappiamo che Trieste ha uno sviluppo nel centro storico, economico, turistico straordinario, nessuno vuole bloccarlo, anzi vogliamo implementarlo, però Trieste naturalmente non è né Disneyland né Las Vegas, è molto importante la vivibilità per i triestini residenti e così una donna incinta con bambini fino a 3 anni avrà questo bonus taxi che le consentirà di muoversi rispetto a una città in cui sappiamo venerdì, sabato e domenica è molto difficile trovare parcheggio. Dei 100.000 euro stanziati dalla Regione, più di 80.000 sono andati al Comune di Trieste, che ha quindi potuto pubblicare il bando. Il bonus è riservato alle donne residenti a Trieste in stato di gravidanza o con figli fino a 3 anni d'età e un ISEE non superiore a 30.000 euro ed è valido per il trasporto con taxi o noleggio con conducente, non per l'autobus. Le richieste si possono presentare via PEC o in forma cartacea, compilando il modulo scaricabile dal sito web del Comune, corredato dalla documentazione della spesa sostenuta per le corse che possono coprire tutta la Regione. Allora, queste le novità per quanto riguarda il Comune di Trieste. Andiamo avanti ancora. Un caso particolare, insomma, che fa anche sorridere: un trentenne alla barriera di San Stino viene fermato in extremis da un autista. Un portuale entra in autostrada a 4 con il monopattino. Vado a Trieste, ha detto. L'uomo residente in città intendeva così raggiungere il posto di lavoro. Ancora la dichiarazione dei redditi: oltre 1 su 2 è sotto i 25.000 euro, peggio donne e giovani. Anche noi ce ne siamo occupati in questo report delle ACLI sulla situazione reddituale e patrimoniale dei residenti a Trieste. I dati mettono in evidenza che anche a Trieste le disparità di genere legate all'età ci sono. I pensionati hanno un reddito in media maggiore rispetto ai giovani, ma non è l'unico elemento. Allora rivediamo insieme il servizio. Un forte divario generazionale, per cui le nuove generazioni guadagnano molto di meno, ma non stiamo parlando di persone estremamente giovani, quindi ventenni, ma si arriva fino anche a 40 anni, per cui stiamo parlando anche di giovani famiglie. E c'è un forte divario invece di genere a qualsiasi classe d'età, sia tra i più giovani che tra gli anziani. Questo significa che abbiamo probabilmente nella nostra situazione un rapporto di aiuto tra le classi un po' più vecchie che danno una mano alle famiglie più giovani, e questo può essere un dato preoccupante. Donne penalizzate per reddito e patrimonio, giovani famiglie sempre più in difficoltà. Sono alcuni dei dati messi in risalto dal report annuale dell'ACLI provinciale di Trieste, che ha preso in esame poco più di 7.000 dichiarazioni dei redditi 730, pari al 3,5% della popolazione. Più della metà dei dichiaranti ricade nella fascia di reddito inferiore ai 25.000 euro. Considerando anche il genere, nella fascia più bassa si trovano più donne, mentre già nella fascia tra i 25 e i 35.000 euro la differenza quasi scompare, per ribaltarsi con i redditi più alti nettamente a favore degli uomini. Abbiamo analizzato anche quelli che sono gli ISEE, quindi anche gli immobili che hanno, e comunque le donne a qualsiasi fascia, dalle più giovani e anche le più anziane, per cui anche le pensionate, hanno una situazione reddituale e patrimoniale inferiore a quella degli uomini, ed è un divario che va colmato.
Si allarga anche il divario generazionale, i pensionati dichiarano redditi tendenzialmente più alti, i giovani con meno di 30 anni si trovano maggiormente nella fascia 15.000-25.000 euro. L'iniziativa della politica che dovrebbe supportare proprio quelle fasce un po' più deboli, per cui gli interventi che si fanno, e per fortuna in questo momento ci sono delle risorse economiche, perché in qualche maniera i bilanci possono essere un po' più positivi, andrebbero mirati proprio sia su quelle situazioni di isolamento singolo, ma sia anche in particolare alle giovani famiglie, perché devono essere supportate. Allora, ancora avanti nella rassegna stampa, torniamo sul piccolo di Trieste, nuova vita con gli affitti brevi per il palazzo di via Machiavelli, versava per decenni in uno stato d'abbandono, dopo una totale riqualificazione ospita adesso 25 appartamenti che accolgono turisti, spazio anche agli eventi e recupero dell'immobile nel borgo teresiano. Andiamo ancora avanti, sempre sul piccolo, il comune di Muggia permuta 26 posti auto in cambio della scuola, lo scambio equivalente di oltre 300.000 euro con un privato riguarda il park di via 25 aprile, l'ex sede di Chiampore, una nuova gara d'asta ribassata per i beni di San Rocco e Aquilinea. Rio Ospo, stop alle auto, 209 multe da 87 euro, il passaggio consentito solo a bus e mezzi di soccorso, lo ricordiamo in questo periodo di lavori. Strada per Canovella degli Zoppoli, interdetta con le catene e i lucchetti, caso in costiera, i residenti blindano i parcheggi e la proprietà privata, la spiaggia libera si raggiunge solo a piedi e qui vediamo un'immagine di questa bella spiaggia, la spiaggetta di Canovella degli Zoppoli, cartelli di divieto anche di conversione, i paletti con le catene e i lucchetti. Allora, queste le novità, poi ancora Duino Aurisina, il progetto da 1 milione più gli espropri, il Consiglio Comunale a Duino Aurisina appunto, e poi Castelreggio ora ci prova gli operai fra i bagnanti, al lavoro tanto da fare, la gestione della spiaggia, la Disa Parking di Torre del Greco. Ne abbiamo parlato anche noi ieri con il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovez, che ci ha raccontato il perché di questi ritardi nella partenza della stagione, in particolare proprio a Castelreggio, per le difficoltà appunto legate all'appalto della gestione dei servizi. Vediamo. Ma Castelreggio? Abbiamo superato tanti problemi, Castelreggio si è arenato per una serie di motivi, è cambiata la normativa, hanno prorogato addirittura i tempi per presentare le offerte ai concessionari privati fino al 20 giugno e parliamo già di estate inoltrata. Come amministrazione comunale ci siamo mossi per tempo, già a marzo abbiamo lavorato sui bandi, è successo che 2 bandi presentati ai sensi del codice della navigazione, delle norme sempre più restrittive in fatto di appalti pubblici e concessioni demaniali, soprattutto marittime, sono stati 2 bandi deserti. Il prezzo che era stato individuato dagli uffici in base ai criteri dettati poi anche dai regolamenti, dalla legge, era effettivamente giudicato dal mercato troppo alto. Secondo bando con un prezzo a ribasso è andato deserto anche quello, poi un avviso di trattativa diretta, si è presentato un soggetto che ha rilanciato, un soggetto della campagna, ha rilanciato con un'offerta che era giudicata da altri fuori mercato, 160.000 euro più IVA, che era superiore alla base d'asta seconda ribassata, andata allora una decina di giorni prima deserta. Se avessimo saputo e previsto questa situazione, il Comune, ancora prima di individuare il concessionario, avrebbe messo a proprie spese, se fosse necessario, servizi igienici e attivate le docce, però in attesa di un concessionario non potevamo intervenire su un'area che era ancora soggetta a gara pubblica. Castelreggio, io conto, la ditta si è insediata qualche giorno fa, è venuta questa settimana, stanno predisponendo i collegamenti e gli allacciamenti ex novo, perché va fatto tutto ex novo, i nostri uffici li stanno sostenendo, anche il gestore dell'anno scorso uscente, che adesso gestisce il Coiba, si è dimostrato anche collaborativo e mi fa piacere.
Allora, questa è la situazione, quindi per quanto riguarda Castelreggio, noi ieri ci siamo occupati anche di un'altra zona di balneare, insomma, di Trieste, che sono i Topolini, naturalmente. Ieri c'è stato un avanzamento appunto nei lavori di ripristino di due dei Topolini maggiormente danneggiati da parte della mareggiata di 2 anni fa. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Abbiamo fatto un lavoro enorme, visto quanto ferro, insomma è una cosa molto ben fatta. La ditta, che volevo dirti che ha fatto un ottimo lavoro. È soddisfatto il sindaco di Piazza per lo stato dei lavori di recupero di quei Topolini più pesantemente danneggiati dalle mareggiate di fine 2023. I cantieri sono in corso da febbraio a cura dell'impresa Itec di Mattarolo di Udine. Stiamo gettando tutto il ricordo, abbiamo fatto l'impianto ovviamente di fognatura. Adesso stiamo facendo tutti i parapetti, hai presente le colonne dei parapetti. Calcola che apriremo uno a metà luglio e l'altro a fine agosto. La scorsa stagione avevano infatti riaperto ai bagnanti solo i Topolini 1, 2, 3, 8, 9 e 10. I lavori in corso sono imponenti, hanno comportato la demolizione di strutture esistenti, rinforzo dei pilastri e delle travi degli spogliatoi, rimozione dell'intonaco, rinnovo con un rinforzo in fibra d'acciaio e malta strutturale, sostituite con nuove porte in acciaio quelle divelte dalla mareggiata e installate le scalette a mare e il parapetto delle scale in arenaria. Allora, torniamo sul giornale per questa tragedia in Polonia, schianto fatale durante le prove del rally, morto a 21 anni il pilota pordenonese Matteo Doretto, stava preparando una gara del campionato europeo junior, il giovane era cresciuto nel mondo delle corse, sono stati piloti anche il nonno e il papà. Strage, l'Austria è sotto shock, il killer ha lasciato un video, l'ex studente che ha ucciso 11 persone a Graz, il messaggio trovato in casa rivolto ai genitori non chiarisce le motivazioni del gesto di questo 21enne che ha spinto appunto questo 21enne a sparare contro gli alunni dell'istituto che lui aveva frequentato fino a 2 anni fa, uccidendo 9 ragazzi e 2 insegnanti. Morta per una liposuzione, sotto accusa l'anestesia a Roma, nello studio neanche il defibrillatore, il compagno della donna, i primi soccorsi, il 118 l'ho chiamato io. Elettricità e Porto Green, Trieste al raddoppio della capacità di rete. Andriolo, nuovo AD di Acegas APS Amga, fa il punto sugli investimenti in corso nel nord-est. Tra un anno i primi risultati su smart grid e idrogeno verde e prosegue l'efficientamento idrico. Questi i programmi insomma per quanto riguarda la Acegas APS Amga. La cantieristica spinge l'export regionale nel trimestre su del 26%. Il risico bancario, Orsello OPS su banco non partirà se non c'è chiarezza sul Golden Power. SOS di Confcommercio, personale introvabile, l'assemblea annuale lancia l'allarme sulla mancanza di manodopera, fondamentale colmare la distanza fra domanda e offerta di lavoro. Viene sempre il sospetto insomma, che ci sia la questione dei salari troppo bassi alla base di questa mancanza di personale. Città più giovane per Go 2025, sia alle deroghe ai limiti acustici, siamo a Gorizia. Ampliate le possibilità di promuovere eventi, allungati gli orari. Per quest'anno linee guida modificate. Qui vediamo anche gli assessori del Sordi e Artico del Comune di Gorizia. L'ordinanza antischiamazzi va verso il superamento, gli incontri con gli universitari, allo studio nuove formule per contemperare la voglia di divertimento dei ragazzi col diritto dei residenti di dormire sonni tranquilli. Ancora avanti, sempre sul piccolo, sempre saltando l'inserto weekend che dà conto però di tutti gli appuntamenti del fine settimana. Qui vediamo Libertà e Italia, 80° anniversario della liberazione di Trieste dalla Jugoslavia, 45-2025, un'intera pagina della Lega Nazionale sul piccolo. E poi ancora è morto lo storico Mondolfo, il più goriziano dei goriziani, era presidente onorario proprio della Lega Nazionale e uomo dalla vasta cultura,
ancora oggi saranno celebrati i funerali in Duomo, molteplici attestazioni di stima per lo storico Guido Mondolfo. La sfida della creatività, colpi di cortometraggio con Dams in 48 ore, concluso il Festival del corso del Dipartimento di Studi Umanistici sempre a Gorizia. E ancora vediamo per la Passione di Cristo oltre 350 attori e figuranti, il percorso transfrontaliero che ci sarà sabato con l'iniziativa che comincerà alle 18 in Piazza Vittoria per finire alla Transalpina. Il progetto era stato proposto anche a Matera, capitale europea della cultura 2019. C'è anche la collaborazione fra capitali, Gorizia dialoga con Pordenone, siglata l'intesa culturale fra i due comuni. Ci spostiamo a Monfalcone, 10 poliziotti in più per il commissariato dalla fine di giugno. Dal Ministero dell'Interno arriva l'ok al potenziamento nell'organico al netto dei trasferimenti, almeno una volante in più di pattuglia H24 nel mandamento. E qui vediamo anche la soddisfazione dell'ex sindaco e oggi consigliera con deleghe proprio alla sicurezza, Anna Maria Cisint, che ha parlato anche in questo servizio che ora vi facciamo rivedere. Monfalcone potrà contare su 10 nuovi agenti di polizia in arrivo al locale commissariato. A darne notizie l'onorevole Anna Maria Cisinte, eurodeputata delegata alla legalità, sicurezza e lotta alla radicalizzazione del comune di Monfalcone. Teni ce l'ha comunicato ovviamente al questore, l'ha comunicato al territorio, lo ringraziamo di vero cuore, è venuto mesi fa, si è reso conto una volta di più della complessità del nostro territorio e per Monfalcone, ma tutta il monfalconese, per tutto il territorio, riuscire ad ottenere risorse in più che sono realmente aggiuntive, perché dovesse esserci un turnover, i pensionamenti non sono coperti da questi numeri aggiuntivi di agenti, quelli sono veramente come un incremento della dotazione organica, 10 persone in più di dotazione organica. Il potenziamento dell'organico non si limiterà alla città di Monfalcone, ma interesserà l'intero territorio isontino, rafforzando la capacità di presidio del mandamento, garantendo la presenza di almeno una volante in più H24, ha spiegato il sottosegretario Molteni. Il mandamento monfalconese poi è un'area strategica, per questo è previsto anche l'arrivo di un 11° agente destinato al reparto della polizia stradale. Davvero un grandissimo risultato e ciò significa che questo gioco di squadra con le istituzioni, con la Polizia di Stato, con le forze dell'ordine, con il Ministero, con il sottosegretario e con il Comune che io ho rappresentato e che rappresento oggi come delegato, veramente danno e dimostrano di aver molto a cuore i cittadini e la loro sicurezza. Allora andiamo ancora alle pagine del giornale del Piccolo. 12 giugno 45, la rivoluzione lascia Trieste, ricorrono 80 anni dalla fine dell'occupazione jugoslava della Venezia Giulia, il terrore alimentato da antagonismi sociali e nazionali fece migliaia di vittime. Qui vediamo un'immagine festosa scattata in Piazza Unità a Trieste proprio il 12 giugno del 45. Il premio Hemingway conferito a Jiménez Bartlett e Cecilia Sala, la giornalista, questo l'annuncio. Poi ancora il Candide di Bernstein in scena al Teatro Verdi nella versione integrale, domani la prima dell'opera con la regia di Renato Zanella, una sfida enorme per un'interpretazione visiva forte. Vasco Rossi a Udine nel 2026, dall'11 luglio le prevendite online per l'estate prossima, però non questa che sta per cominciare. Poi ancora vediamo la pagina sportiva e c'è la conferma di Dellicarri per altri 2 anni. Il DS della Triestina rimane, firmato un accordo biennale, affronterò un percorso complicato ma molto stimolante, ha detto. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. La Triestina ha blindato Daniele Dellicarri per altri 2 anni, rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027. La conferma del direttore sportivo era considerata uno dei tasselli chiave per il futuro della squadra. È la stessa società a comunicare il buon esito dell'operazione. La Triestina è lieta di comunicare, si legge nella nota, di aver esteso il rapporto con il direttore sportivo Daniele Dellicarri con un accordo di durata biennale. Dopo il percorso da calciatore, ricorda la nota, Dellicarri, classe 71, ha iniziato quello dirigenziale nel 2008 come direttore sportivo, incarico che ha ricoperto nel biennio 2022-2024 a Pescara, prima di approdare in Alabardato nel novembre 2024.
Subito è arrivata anche la risposta del diretto interessato. Il club, scrive il direttore sportivo, mi ha mostrato fiducia nel proseguire un percorso che, se da un lato è complicato, dall'altro rappresenta un'ulteriore grande sfida da affrontare. Daniele Dellicarri e Attilio Tesser, che attende anche lui una chiamata dell'Unione per guidarla ancora in campo, sono coloro che hanno evitato l'affondamento della nave in una stagione che definire travagliata è poco. Allora, queste le ultime sul fronte sportivo. Torniamo a Monfalcone, nelle pagine del Piccolo, proprio dell'edizione isontina. Gestione del carso pubblica al privato, le manutenzioni, il piano integrato di tutela illustrato dagli assessori al patrimonio, all'ambiente Garritani e Zorzenon, nessun intervento senza gli ok di Forestale e Comune, il dibattito sul futuro del parco comunale. Poi ancora la serie di disposizioni per la festa del vino, modifiche alla viabilità e divieti, sempre a Monfalcone, e ancora ammessi all'esame di maturità tutti i 149 allievi del liceo Buonarroti. Le prove dal 18 giugno, una classe in più dal prossimo anno, si sale così a ben 900 studenti. Queste le notizie anche dall'Isontino. Anche a Ronchi, troppi casi di rifiuti abbandonati. A Ronchi arrivano le fototrappole. Oltre ad appellarsi al senso civico, l'amministrazione vara la stretta con più controlli e cosiddetti occhi notturni. Doppio intervento in via Roma per rilanciare le aiuole, sempre a Ronchi, nuovi giochi per i bimbi nel parco di Pieris, e poi il centro-sinistra di Staranzano reclama la chiusura invece del CPR di Gradisca di Sonzo. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra pochissimo sarà con noi Martina Machnic di Punto Franco, a fra poco. Bentornati e bentornati in diretta. Diamo subito il buongiorno a Martina Machnic della lista Russo.Franco della quarta circoscrizione. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno dottoressa e grazie per l'invito. Grazie di essere qui. Allora, ci sono tanti lavori, tante richieste, in particolare in quarta circoscrizione, ne stavamo parlando ora fuori onda, a cominciare dalla questione del verde, del nostro bel verde pubblico, e comunque insomma delle zone che hanno particolare pregio, insomma, proprio da questo punto di vista. So che lei però ha chiesto, è stato chiesto proprio in quarta circoscrizione di installare anche dei giochi per bambini in una villa particolare che è Villa Bazzoni. Ci racconti com'è andata, perché in realtà non è possibile, ma c'è un motivo, no? Esattamente, molto dottoressa, preciso. Purtroppo la richiesta non ha avuto seguito, è stata comunque votata all'unanimità dal Consiglio in quarta circoscrizione. Abbiamo accolto l'esigenza di tutta una serie di famiglie della zona che appunto richiedevano che quel parco potesse essere dotato anche di giochi per bambini. Abbiamo fatto la richiesta all'assessorato competente e a malincuore insomma l'assessore Babuder ci ha riscontrato dicendo che il parco è vincolato, e quindi essendoci dei vincoli storici paesaggistici non ci possono essere dei manufatti ulteriori che vanno ad alterare la struttura del giardino stesso, e poi che essendo sede dell'INAF, quindi sostanzialmente il centro di astrofisica ha i propri uffici e quindi è un luogo di studio, non si presta a questo tipo di attrattività, diciamo. Quindi di conseguenza ci sono altri 5 parchi nella zona di San Vito che sono opportunamente dotati di giochi per bambini. Su quell'area evidentemente c'è un altro tipo di progettualità e spero in tutta onestà che possa trovare anche nuova vita, nuova linfa, perché è un luogo magnifico che versa in uno stato anche di semi-abbandono e che potrebbe prestarsi a tutta una serie di occasioni di maggiore vivibilità. Potrebbe essere più fruibile e fruito anche, no, dai assolutamente nostri concittadini, sì, insomma, per ora è l'occasione per fare la passeggiata magari con il cagnolino, ma non essendoci panchine che possano magari opportunamente rendere l'area fruibile anche per stazionare, prendere un po' di fresco, mangiare un panino in pausa pranzo. Infatti, è un luogo che purtroppo è molto bello, è molto centrale, è anche poco conosciuto, è pieno di storia,
ma che avendo questo assetto e questo vincolo storico-paesaggistico si presta a poche migliorie da quel punto di vista. So che lei si occupa molto volentieri, insomma, di verde pubblico, lo dicevamo prima, in particolare anche con un'interrogazione sullo stato di salute, una ricognizione un po', no, dello stato di salute degli alberi, gli alberi di Trieste. Esattamente. Qual è questa iniziativa? Guardi, tutto nasce dal fatto che coordino la Commissione Verde Pubblico in 4ª circoscrizione, quindi è un tema che a me sta particolarmente a cuore e devo dire che c'è una forte sensibilità sul tema da parte di tutto il Consiglio, quindi da questo punto di vista su queste problematiche siamo assolutamente tutti coesi e trasversalmente uniti per quanto attiene questo tipo di iniziative. L'interrogazione nasceva proprio dal capire qual è lo stato di salute del patrimonio arboreo triestino e devo dire che abbiamo ricevuto una risposta estremamente articolata che ho particolarmente apprezzato dagli uffici e dall'assessorato delle politiche del territorio che appunto se ne occupa e che ringrazio personalmente. In cui ci hanno veramente fatto un excursus di tutto quello che è il risk management che viene adeguato al censimento e alla mappatura di quelli che sono gli alberi cittadini. C'è proprio una struttura quasi manageriale appunto che sottende a questo tipo di cura. Ci hanno detto che ci sono 32.000 alberi nella nostra area e che ogni anno vengono stanziati quasi 70.000 euro per la cura e la salvaguardia e che ci sono tutta una serie di fasi di censimento e mappatura secondo la quale poi questi 70.000 euro vengono impiegati per l'abbattimento, la sostituzione, la cura. In prima battuta vengono censiti e tenuti sotto controllo ovviamente quegli alberi che possono essere un pericolo per l'incolumità dei cittadini perché magari sono particolarmente ammalorati, insomma sappiamo che alcuni alberi soprattutto nelle zone cittadine hanno delle difficoltà ecco, di sostentamento, però insomma che c'è un'attenzione molto puntuale su questo tipo di patrimonio con una macchina organizzativa che in qualche modo fa sì che tutto il patrimonio arboreo cittadino venga monitorato costantemente. Vero è che l'optimum non è francamente percorribile perché insomma il ciclo di vita di una pianta non è così facilmente prevedibile e c'è però un'attenzione estremamente puntuale da parte dell'amministrazione su questo tipo di attività. Vero è che al netto di questo c'è l'auspicio che sempre più alberi possano essere ubicati all'interno del Comune di Trieste, che le aree verdi possano essere implementate, possano essere rese più attrattive, perché sicuramente più alberi prima di tutto abbassano la temperatura, incidono sul clima in giornate calde come queste, aiutano la salubrità dell'aria, insomma ci sono tutta una serie di concause e di conseguenza è un patrimonio che ci dobbiamo tenere caro, valorizzare e aumentare in ogni occasione utile. Utile, è vero. Allora c'è una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Niente, io volevo semplicemente dire una cosa sul verde, che comunque sono d'accordo su quello che fanno, però penso che il Carso dovrebbe essere più gestito perché ci sono dei proprietari e penso che i proprietari dovrebbero pulire i propri territori, il proprio terreno senza dover fare domande, senza dover fare tutte queste cose perché penso che è un impegno che tu devi averlo. E poi volevo chiedere una cosa che a me incuriosisce sempre molto. Cambiamo completamente discorso, non voglio fare polemiche né niente, però è una domanda che io vorrei molto capire. Allora, si parla sempre di un incubo jugoslavo, dei famosi 40 giorni, di tutte queste cose. Non si parla mai dell'incubo del fascismo. In fin dei conti, i fascisti cosa hanno fatto nei 20 anni? Hanno fatto migliaia di morti, il generale Roatta nel 68 è morto nel proprio letto. Dunque io dico, Mussolini addirittura ha scritto una lettera che sono bravi padri a casa sua, ma che di là possono fare tutto quello che vogliono e anche sul nostro territorio. Dunque io mi sto chiedendo, e veramente gradirei una risposta dopo 80 anni, gli italiani erano sempre belli, bravi e buoni, prima di ammazzare e torturare qualcuno chiedevano sei stato bravo, sei stato buono, sei con noi, non sei con noi?
Cioè io non riesco a capire queste cose, io penso che bisognerebbe una volta per tutte raccontare anche all'Italia cosa è stato fatto da queste parti, perché l'Italia non lo sa e questo per me è vergognoso. Grazie e buona giornata. Grazie a lei e buona giornata. Insomma, punta l'attenzione sulla verità storica, no? Dopo 80 anni, ha ragione la signora, insomma, andrebbe sicuramente detta una parola definitiva su quello che effettivamente è successo, appunto non soltanto in quei 40 giorni drammatici, ma anche sicuramente prima, no? nel periodo precedente. Sono assolutamente d'accordo con le considerazioni della signora. Sono state terre le nostre estremamente complesse dal punto di vista storico, soprattutto dopo la guerra, e credo che una pacificazione su certi temi non sia ancora trovata, soprattutto dopo il tema dell'invasione jugoslava, eccetera. Ci sono ancora, come dire, dei semi molto sentiti qui nelle nostre zone, che hanno avuto comunque, ripeto, storicamente delle peculiarità che altre parti d'Italia non hanno avuto, con tutte le storture e le brutture che il nazifascismo ha portato nella nostra nazione, nella nostra Italia. Vero è che qui in queste zone forse una pacificazione su certi temi sarebbe auspicabile, soprattutto da parte delle nuove generazioni. È vero, propongo alla signora, come agli altri, c'è oggi sul Piccolo proprio nella pagina delle culture, il 12 giugno 45, l'abbiamo visto prima, eccolo qui, la rivoluzione lascia Trieste, l'analisi dello storico Raul Pupo nella storia con Iris Rec Friuli Venezia Giulia, l'istituto appunto che si occupa proprio di divulgazione di storia, parla proprio le truppe jugoslave abbandonano Trieste e Gorizia per la maggior parte degli italiani alla fine di un incubo durato 40 giorni, però si chiede anche, dice, l'occupazione nazista è durata 14 mesi, è stata certo assai aspra, vista da parte slovena, l'occupazione italiana è durata più di un quarto di secolo e non è stata certo lieve. Insomma, comincia così proprio l'articolo, no? Quindi proprio con le parole poi che ha usato anche la signora che ha telefonato. Ricordo anche che Trieste è stata purtroppo oggetto di una delle pagine più atroci della storia, che è stata la divulgazione delle leggi razziali nel 1938. Insomma, quindi la nostra città ha, come dire, delle peculiarità storiche, delle luci ed ombre su cui giocoforza, insomma, dobbiamo fare i conti ancora oggi. È vero, lo continuiamo a fare in effetti. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. 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 Volevo parlare con la signora, perché prima ho sentito che parlavi di alberi. Alberi, sì. Ecco, volevo fare presente alla signora, se la passa qualche volta per via San Michele, il bosco Prandi. L'altro giorno i venuti, che hanno età un pochetto, là che tagliare qualche... Però c'è tutte queste foglie che viene giù, la gente le sposta con la man per passare. Il muro sta crollando, prima o dopo ammazza qualche dun su quella strada. Mi ho detto tante volte con telefono, se alberi che viene fuori dal muro, esposta tutte le pietre, tutto, c'è tutto rovinato. Gli alberi dentro, se tutti coperti, fino alla cima di edera, se tutti piegati verso le case. Prima o dopo, con grandi piove che vegnerà, quei alberi viene giù, viene sulle strade, una situazione di rischio, case, insomma. Sulla strada, ammazzerà qualcuno. Là nessun viene, nessun vedi, nessun sa niente, però là prima o dopo succede qualcosa. È una cosa tremenda a vederla, Signora, se lei ha l'occasione di passare per là, se la magari voi ad andare a farsi un giretto su Hidalgo anche a vedere, la vedrà che disastro, cioè, più che altro pericoloso per la strada. Grazie signora. Quando la mattina apro le finestre e vedo questi ragazzi che passano a scuola, la gente che cammina sotto, tante volte che dico non stai passare per là, passi dalla parte delle case, perché là è pericoloso. Ma non si può stare tutto il giorno a dire alla gente... No? Grazie comunque della segnalazione, insomma. Ecco, signora, se la può vedere fare qualcosa con quegli alberi, perché è veramente pericolosi. Grazie signora.
Sarà mia cura. Tutti piegati e tutti coperti da edera. Conosco bene Campagna Prandi. La medesimi che apro le finestre, lei la vedi da casa mia. Va bene, grazie. Di fronte. Grazie signora della segnalazione. Allora la signora insomma ci segnala una situazione che conosce bene. Conosco bene Campagna Prandi. Se mi permette, dottoressa, faccio un punto rispetto alla telefonata della signora precedente che parlava di pulire il carso, eccetera. Ecco, lì sta molto anche al senso civico delle persone, no? Su quello infatti, la politica può incidere poco. Ci sono delle associazioni che ogni tanto, SS Carso per esempio mi viene in mente, che ogni tanto partono con i sacchi neri e riescono insomma in qualche modo a ripulire certe zone. È un tema soprattutto per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, perché a volte il Carso viene vissuto come una grande discarica. Lì bisogna assolutamente incidere sul senso civico delle persone, si sta andando in quella direzione, si sta cercando di dotare la città di cassonetti intelligenti, di fare come dire, più propaganda possibile al fatto che ci sono dei luoghi preposti a posizionare i rifiuti ingombranti che devono essere portati in quei centri di raccolta e smistamento, che la Cega stessa viene a ritirare i rifiuti ingombranti in casa se li chiami e lasci le cose sotto il tuo appartamento. Insomma, ci sono varie modalità per conferire i rifiuti in maniera corretta e c'è una sensibilità che si sta sviluppando in questo senso. Sicuramente la politica può fare la sua parte, ma sta molto al senso civico delle persone, su cui io ho sempre molta fiducia, nonostante insomma certe situazioni poco felici che si vedono anche in città. Certe volte vedi materassi, elettrodomestici lasciati fuori dalla raccolta dei bottini cittadini. Insomma, questo non è francamente accettabile, anche perché è una spesa che incide su tutta la cittadinanza. Chi fa questo tipo di conferimento errato non sa che è una spesa che poi incide su tutta la cittadinanza. Di conseguenza forse anche, come dire, un certo spirito di comunità va adottato, no? Su certo tipo di comportamenti poco affini al senso civico. Per quanto riguarda invece Campagna Prandi, è una zona che conosco molto bene, su cui avevo fatto anche un'interrogazione anni fa, in cui il parco, che è diciamo una diretta conseguenza di Giardino San Michele, che in qualche modo unisce Giardino San Michele a San Giusto, era lasciato sostanzialmente in uno stato di semi-abbandono. C'erano stati fatti una decina di anni fa alcuni interventi con alcuni stanziamenti, mi pare sui 120.000 euro, che aveva sistemato i vialetti, una parte di verde, però quella zona là non era mai stata adeguatamente valorizzata. E ancora quando c'era l'assessore precedente, l'assessore Babuder, avevamo ricevuto risposta più o meno negativa sulla possibilità di nuovi investimenti su quel tipo di area, perché non c'erano i presupposti per poterla valorizzare. Da quello che invece abbiamo saputo proprio dall'assessore Babuder, che è venuto in circoscrizione in una recente audizione, che c'è invece la volontà di investire su Campagna Prandi, soprattutto con i fondi recuperati dalla tassa di soggiorno. Quindi, rispondendo alla signora, sono d'accordo che in questo momento la zona è abbandonata e ammalorata. Posso dire che al di là della programmazione rispetto alla quale ciò verrà effettuato, e auspichiamo che la cosa possa vedere presto insomma, un inizio di partenza di lavori di ristrutturazione di quell'area, che si presta anch'essa ad essere comunque uno sfogo in centro città, un diretto collegamento con via San Michele, potrebbe portare anche i turisti insomma, direttamente sotto la cattedrale di San Giusto. Ci sono tutta una serie di cose positive legate a quell'area. Ripeto, c'è la progettualità in comune di stanziare appunto dei fondi legati alla tassa di soggiorno per recuperare l'area e per renderla più attrattiva. Spero che questo progetto possa partire il più presto possibile. Rispondendo alla signora, farò una segnalazione affinché ci sia sicuramente allo stato attuale, finché non inizia questa progettualità un po' più estesa,
una cura maggiore del verde, uno sfalciamento della zona e anche l'edera. L'edera è un problema perché di solito uccide insomma, anche la vegetazione. No? È vero, infatti. Allora, c'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Sergio. Sergio, buongiorno. Mi riferisco alla signora che ha telefonato prima parlando del generale Roatta. Quando l'Italia di Mussolini ha invaso la Slovenia, no, c'è stato delle deportazioni e delle uccisioni incredibili, portandole a Gonars, portando le persone, veci, donne, fioi ad Arbe, e quindi c'è stato un disastro, no? E il generale Roatta, che era a Trieste, e dà comunicazione, e questo forse non tutti lo sa, dà comunicazione ai comandanti dell'Ubiana che, tra virgolette, si uccide troppo poco. Non voglio commentare di più perché è più che sufficiente queste parole. Certo. Ecco, allora, si uccide troppo poco. Sono parole terribili. Mi pare di aver Netanyahu con Gaza, insomma, eccolo. Quindi parole, e ha fatto la fine in letto, come ha detto la signora, senza che nessuno lo perseguiti. Va bene. Grazie anche per questo ulteriore contributo, insomma, la storia, raccontare la storia di queste terre così complicate, come dicevamo prima. Grazie e Sergio. non le è mai obiettive, no? Le è sempre di parte, no? Se di volta in volta viene un governo di destra o un governo di sinistra, si cerca di nascondere una parte o l'altra, secondo la propria convenienza, e questo la storia non che fa bene, non che fa bene alla città, non che fa bene ai cittadini, ai giovani, e che noi conosci assolutamente niente di tutto questo. La saluto e la ringrazio. Grazie buongiorno. Sergio, buona giornata, grazie per aver telefonato, insomma un contributo ulteriore, no, alla conoscenza. Allora andiamo avanti anche con le mail, perché ci sono diverse mail arrivate al nostro indirizzo. Allora, bella notizia oggi, dice Margherita, al parcheggio del Molo Quarto, l'ultimo praticamente a Trieste, dove si trovava sempre parcheggio a pagamento. Segnaletica avvisa che dal 13 giugno al 26 novembre, pensavo di aver letto male, il parcheggio interdetto senza specificarne il motivo, probabilmente destinato a croceristi, c'è posto per migliaia di macchine, non penso che riescano a occuparli tutti, quando hanno già posti macchine prenotate in diversi parcheggi cittadini coperti, vedi via Milano e parcheggio San Giusto per esempio. C'è qualcuno che riesce a dare una spiegazione ai cittadini che non godono di questo incremento incontrollato di turismo, di questa ulteriore decurtazione di posti macchina? Insomma, questa è un tema che abbiamo anche già affrontato in varie puntate proprio qui a Sveglia Trieste, no? Questa crescita del turismo, il problema parcheggi, poi anche la chiusura, no, del parcheggio del Molo Quarto. Questo è un tema molto sentito che abbiamo affrontato più volte anche in circoscrizione ed è una conseguenza diretta dell'overtourism, ovvero c'è una sorta di rigetto fisiologico che ormai il cittadino ha rispetto a tutta una serie di iniziative che sono attuate a misura di flusso turistico quasi incontrollato ormai in certi weekend, e la carenza di parcheggi sicuramente non aiuta. L'auspicio è quello di liberare le macchine dal centro, quindi lo diciamo da anni che bisognerebbe andare incontro a tutta una serie di creazione di parcheggi di cintura, soprattutto per i turisti, perché le zone ci sono, perché penso a Park Bovedo, perché penso al mercato ortofrutticolo dove c'è una progettualità in tal senso che di fatto non è ancora partita, perché c'è anche lo stesso Monte d'Oro che potrebbe prestarsi, ad esempio, con un collegamento di navette o di potenziamento del trasporto pubblico locale, perché ci sono tutta una serie di realtà di cintura che devono essere supportate affinché il centro non venga saturato. Purtroppo tutti i turisti, il Molo Quarto di cui parlava la signora è stato
in quanto oggetto di quelli che sono i primi lavori che portano a quello che sarà il Porto Vivo. Di fatto anche lì sono stati piallati nei mesi scorsi 400 ulteriori parcheggi. Notizia di ieri, sentivo proprio il sindaco che ne parlava, dove ora sorge Le Grand Chapiteau, il tendone è vero, che è stato tirato su per le Cirque du Soleil. Quasi sicuramente sorgeranno ulteriori parcheggi. Si sta andando in quella direzione, l'auspicio è sicuramente quello e l'auspicio ancora più grande finalmente sarà quello di liberare le rive dai parcheggi, perché credo che siamo l'unica città che ha i parcheggi vista mare. Vista mare, no? E con, non ha molto senso, e con un flusso turistico così imponente, con una vocazione turistica sempre più stringente che a Trieste, liberare le rive e rendere quel posto maggiormente attrattivo anche per i residenti, non solo per i turisti, credo che sia una delle progettualità più importanti di una città che ha la vocazione come quella che abbiamo noi. Allora, invece una vera bella notizia, l'abbiamo letta questa mattina nelle pagine appunto della cronaca di Trieste del Piccolo, Elisa e Tananai sulla nave Palinuro, concerto davanti a Piazza Unità, insomma sulla carta sembra davvero una bella notizia. Anche no? Perché unisce più generazioni, no? Sì, perché è sicuramente vero, Elisa è un caposaldo musicale delle persone della mia generazione. E anche della mia. Io amo particolarmente Elisa, quindi sono veramente felice, e poi è un orgoglio del Friuli Venezia Giulia. E Tananai avvicina moltissimo i giovani, quindi al di là della location che sarà molto suggestiva, decisamente è un evento unico nel suo genere che unisce più generazioni, quindi in questo ci trovo assolutamente un valore aggiunto. Un valore aggiunto molto molto importante, è vero. Allora un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, saluto a lei Bucarella, la gentile ospite e a tutti i telespettatori Tele4. Ecco, un piccolo appunto così en passant. La vocazione del Trieste non ha vocazione turistica. Trieste, storicamente parlando, ha una vocazione portuale. Senza lì ci si dovrebbe concentrare. Trieste non è Firenze e non è neanche Venezia. Abbiamo quattro palazzi in croce in cui diciamo al momento riusciamo a vendere a qualcuno che vende 4 lacci, ma a parte questo non volevo intervenire su questo. Allora io volevo portare la mia esperienza per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti urbani negli appositi centri. Allora mi è capitato, anche perché ho sentito che ci si lamenta del fatto che ci sono tante discariche sul Carso. Allora, una parte delle discariche, e questo lo parlo per condizioni di causa, sono diciamo dovute a una questione proprio storica. Voglio ricordare che i rifiuti della ex raffineria Aquila venivano diciamo accompagnati dalla finanza, giusto che ci capiamo, ufficialmente diciamo scaricati nelle grotte qui sul Carso, zona Trebiciano, Parriciano, eccetera, eccetera, no? Adesso in questo momento non c'è i dati, però se vi interessa posso anche approfondirli senza nessuna difficoltà, no? Creando dei grossi problemi di inquinamento, tanto quanto che causa questi inquinamenti degli anni passati le acque di Timavo che potrebbero essere potabili non possono essere trattate come acqua potabile per la popolazione proprio per il pericolo incombente di questi residuati chimici dell'ex Aquila. Poi c'è un altro problema per quanto riguarda diciamo, il conferimento dei rifiuti. Allora, se io mi è capitato personalmente, posso parlare anche lì per condizione di causa, abbastanza spesso, allora vado a scaricare il mio rifiuto ingombrante, dico per un esempio, a spese mie, tempo mio, eccetera, eccetera, mi presento davanti alla postazione numero 1 e mi dicono che ad esempio non mi possono far entrare perché hanno problemi con il camion che deve fare manovre, non ha importanza. E mi invitano ad andare ad esempio come si dice, nel punto numero 2. Vado nel punto numero 2, anche lì mi dicono che hanno dei problemi perché quel tipo di conferimento, diciamo, il container è pieno. E devo andare esattamente nel punto numero 3 diametralmente tutta quanta l'altra parte della città. Capita sempre nei momenti meno opportuni per il sottoscritto. Poi per quanto riguarda lo scarico di inerti, se voi andate a vedere dentro diciamo, ai punti di raccolta, lì vediamo che giustamente o non giustamente, non entro nel merito, ci sono le telecamere. Posso dire sempre per condizioni di causa negli anni passati di vedere diciamo, degli operai
neanche di imprese così stranieri, questo mi ha colpito perché sono tutti quanti stranieri, almeno per l'esperienza che sto raccontando, di presentarsi davanti all'entrata del punto di conferimento. Accorgisi che sono schedati perché chiedono comunque il codice fiscale, c'è la telecamera, eccetera, eccetera. Hanno fatto retromarcia, 2 volte è successo questo fatto, hanno fatto retromarcia e casualmente, ripeto casualmente, me li sono beccati che stavano scaricando le loro immondizie sul Carso. Sul Carso. Ecco, a Trieste ci dice, a questo punto, meno 5 centesimi di mona da parte delle autorità, facendo finta dei 5 centesimi, facendo finta, e affinché queste persone che dovrebbero essere insomma ci racconta quello che dovrebbe essere un malcostume, insomma. Grazie della segnalazione. Posso affermarlo che è capitato 2 volte, non sono riuscito a prendere il numero di targa perché stavano distanti, poi ho riconosciuto la macchina, le facce, ho riconosciuto tutto. Va bene. Grazie di avercelo raccontato, insomma segnalato. Non entro nel merito dell'esperienza diretta del signore. Posso però fare una riflessione rispetto alla premessa che Trieste non ha una vocazione turistica. Trieste ha una vocazione turistica perché è una città piena di storia, soprattutto di storia letteraria, ma ha una vocazione turistica probabilmente più lenta, non quella incontrollata a cui siamo un po' soggetti in questo momento. Quindi si potrebbe andare verso un turismo culturale più lento, verso un cicloturismo che come dire, valorizzi il territorio, valorizzi il nostro Carso. L'auspicio è che si vada in quella direzione. Il turismo va gestito e non subito, ma che Trieste abbia tutta una serie di caratteristiche storiche, architettoniche, letterarie, per cui è all'unanimità ritenuta una delle perle da questo punto di vista tra i capoluoghi italiani, mi sembra quantomeno poco opinabile. Per quanto riguarda invece il conferimento dei rifiuti, posso dare come informazione che la 4ª circoscrizione sarà la 2ª circoscrizione in cui verranno posizionati i cosiddetti cassonetti intelligenti. Adesso in 4ª circoscrizione avranno luogo, credo dal mese di luglio, alcuni incontri esplicativi con la cittadinanza da parte di Acegas, in connubio con noi della 4ª circoscrizione, proprio per accompagnare i cittadini a questo cambiamento. A questa novità. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra ospite Martina Machnic della lista Russo.Franco. A fra poco. Bentornati in diretta. Allora, ancora in compagnia delle vostre telefonate e delle vostre mail, c'è già una telefonata in arrivo, la sentiamo subito. Bene. Pronto, buongiorno. Sono io? Sì, buongiorno. A proposito di centro per le immondizie che parlavate prima, vorrei sapere una cosa. Purtroppo proteggo la circoscrizione terza e il deposito delle immondizie si trova nella circoscrizione terza. È chiuso da tempo, quello di Via Martinaga. Vorrei sapere se il comune lo riaprirà o se, perché questi sono lavori interminabili che hanno fatto per allacciare il Porto Vivo. Mi scusi, io non ho capito che cosa è chiuso Sì. In terza circoscrizione che cosa è chiuso? Perché è andata via l'audio. Quello per riconferire le immondizie pesanti, il centro di raccolta del conferimento, capito? Quello di Via Martinaga è chiuso da mesi. Non so se il comune ha intenzione di aprirlo, perché tanto purtroppo la circoscrizione terza è ignavia, non si può provare niente, non si vede mai, non si vede mai nessuno. Una circoscrizione che non funziona, quindi insomma qualche volta abbiamo anche ospiti della terza circoscrizione qui, però lo chiediamo assolutamente ai colleghi della nostra ospite, insomma, in terza circoscrizione, che cosa succede di questo centro di raccolta che è chiuso, dice, da mesi. Perché io ho vecchie sedi da portare da mesi, purtroppo devo tenerli in cantina giù, perché
Ho capito, quindi è un disagio insomma doversi tenere... Può farli anche venire a prendere. Mi diceva appunto giustamente l'ospite che comunque potrebbe farli venire a prendere questi materiali, queste sedie, insomma questi mobili. Sì, ma è un po' difficile metterli fuori in strada, lasciare robe là in strada, proprio non mi va, insomma. Ecco. È un po' complicato, ho capito. Era facile caricarli in macchina e portarli là, insomma. Capito. Ci informiamo, va bene, non so quando... da casa, poco più, insomma. Grazie della segnalazione. Allora il centro di raccolta della terza circoscrizione. Chiederò ai miei colleghi di terza circoscrizione mi lasci spezzare una lancia verso tutti i circoscrizionali, perché non sono assolutamente d'accordo, con tutto il rispetto per le parole e per la testimonianza del Signore, ma non sono per niente d'accordo sul fatto che la terza circoscrizione non funziona. Trasversalmente spezzo una lancia verso tutti noi, mi ci metto in mezzo anch'io. Consiglieri circoscrizionali, che siamo il primo collettore con il territorio, che siamo l'anello di congiunzione con il comune, e ognuno per la propria parte. Credo che ognuno di noi meriti il rispetto per il servizio che fa la cittadinanza e per il lavoro che porta avanti quasi a titolo di volontariato, quindi assolutamente non mi trovo d'accordo, con tutto il rispetto per questo signore, e sicuramente mi informerò con i colleghi della terza circoscrizione che si attiveranno per rispondere in maniera puntuale alla richiesta del Signore. Allora, la cabinovia, ci scrive il signor Gianni alla cittadina Tele4, che con i suoi servizi ci racconta la vita della nostra sempre più martoriata città. Alla sempre gentile dottoressa Bucarella, l'ospite che onora con la sua presenza questa indispensabile fonte di informazione. Grazie Gianni, auguro una serena giornata estesa alla nostra Trieste. Tante sono le supposizioni per questa benedetta cabinovia, ma restano pur sempre solo ipotesi, congetture. Solo se si farà conosceremo il fallimento o la riuscita. Io resto sospeso su questa questione, ma il mio ricordo, come alla Torre Eiffel, anche lei invisa da tante persone, dai più famosi intellettuali del tempo, cito solo Guy de Maupassant e Zola e tantissimi ministri, ma ora la torre è un'icona non di Parigi ma della Francia intera. Chissà se questa storia rassomigliante a quella del signor Intento non abbia anche lei un lieto fine. Dice: le mie monade, Gianni, si firma sempre così, però è carino insomma come paragone, no? Torre Eiffel, cabinovia, realizzazione sì, no? Ringrazio il signor Gianni prima di tutto per le belle parole che invitano a fare sempre meglio, quindi grazie di cuore signor Gianni per l'endorsement, che mi fa molto molto piacere. Rispetto alla cabinovia, si presuppongono 2 giorni di fuoco sul tema cabinovia, soprattutto in comune. Questa mattina è iniziato il Consiglio Comunale, domani mattina ci sarà un altro incontro, domani pomeriggio il Comitato Nuovovia alle 5:30 scende in piazza nuovamente per urlare a pieni polmoni il proprio no a quest'opera inutile, impattante, totalmente ingestibile anche dal punto del sostentamento economico-finanziario, un'opera molto divisiva, talmente divisiva che proprio da cittadina mi chiedo come mai un'amministrazione pubblica possa in maniera scientemente portarla avanti senza nessun moto di arretratezza, senza nessuna valutazione ulteriore, rispetto al fatto che i cittadini si sono espressi in maniera molto forte anche con il sondaggio che il Piccolo ha pubblicato qualche giorno fa, secondo il quale la maggior parte dei triestini non vogliono quest'opera, la ritengono inutile, la ritengono impattante, e non sono d'accordo col signor Gianni, mi permetto di dissentire sul valore simbolico che potrà avere quest'opera qualora venisse fatta. Io francamente mi auguro che non sarà così, anche perché di fatto i fondi ancora non ci sono, abbiamo perso i soldi del PNRR, si millantano dei soldi del MIT che finora non sono ancora arrivati. L'assessore Rossi ha parlato proprio qui a Tele4 di un'ulteriore possibilità di collegamento con Montegrisa, e anche lì mi chiedo legittimamente dove sono i fondi, se i fondi della cabinovia vera e propria ancora non sono stati stanziati, ma gli ulteriori fondi per il collegamento da Montegrisa ci sono, dove sono, come sono stati reperiti. Quindi insomma c'è tutta questo aspetto particolarmente nebuloso per quanto riguarda il finanziamento. Faccio i miei migliori in bocca al lupo a tutti i consiglieri di opposizione che
avranno dura lotta all'interno dell'Aula tra oggi e domani davanti a una silente maggioranza, diventa una silente maggioranza perché nella tornata precedente di incontri del Consiglio Comunale la maggioranza è sempre stata molto silente. Credo che questo non faccia né onore all'Aula né alla rappresentanza che queste persone sono chiamate a fare all'interno di quell'Aula e neanche di risposte verso il proprio elettorato, perché se io difendo un'opera così divisiva, io credo che un elettore di centrodestra voglia sapere dai propri rappresentanti perché la sto difendendo e questo tipo di argomentazione non è emersa, quindi questo secondo me toglie molto al dibattito democratico e al dibattito politico in cui quell'aula è sovrano il dibattito politico, è sovrano il dibattito democratico, è sovrano il dover rendere conto al proprio elettorato, e da una parte e dall'altra. E quella maggioranza è stata totalmente in silenzio. Mi aspetto che lo stesso silenzio verrà adottato tra oggi e domani. Quindi massima stima e buon lavoro ai consiglieri di opposizione. Ultimo tassello e chiudo rispetto alle riflessioni del signor Gianni. Il valore simbolico dell'Ovovia non lo trovo pertinente. La Torre Eiffel era stata eretta per l'esposizione universale, doveva essere una cosa che poi avrebbe avuto un ciclo di vita molto breve, poi è diventato in assoluto il simbolo di quella città. Il simbolo di Trieste, il castello di Miramare, il castello di San Giusto, il faro della Vittoria. Non abbiamo bisogno, insomma, di ovetti volanti che impattano sul nostro territorio. Allora, un'altra telefonata. Per essere connotati, diciamo. Per essere connotati, insomma, ricordati anche all'estero o comunque nel resto d'Italia. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Anna e condivido in pieno l'opinione della vostra ospite. Adesso avrei una osservazione stupida, se volete. Perché invece di parlare di opere faraoniche inutili come la cabinovia non si pensa a rimettere le cosiddette casette dell'acqua, quelle che c'erano per esempio in Rotonda del Boschetto per l'erogazione di acqua? Giusto. Io le ho sempre usate, hanno comportato un enorme risparmio di plastica, perché in un anno ho usato 6 bottiglie di plastica riciclandole ed erano comodissime. A Milano addirittura ce le hanno per il latte e per l'acqua. Quasi hanno tolto addirittura la casetta. Perché non la rimettono? È una cosa utilissima e di grande importanza ecologica. Chiaro. Altro che cabinovia, meglio le casette. Meglio le casette dell'acqua. È d'accordo la nostra ospite. Grazie signora Anna, buona giornata. Grazie signora Anna, e le rispondo e sono assolutamente d'accordo con la sua osservazione. Mi ero anche informata da questo punto di vista e anche in questo caso l'assessore Babuder poi ha riscontrato all'interno dell'audizione in 4ª circoscrizione e cambiato il gestore che supporta questo servizio. E finché non viene trovato un nuovo gestore le casette sono inutilizzabili, quindi faccio una riflessione sul fatto che amministrare significa anche saper programmare e quindi qualora fosse già stato preventivato che il gestore precedente chiudeva il proprio contratto, forse sarebbe stato auspicabile che il nuovo contratto venisse acceso contestualmente. Ciò non è e quindi finora il servizio non è erogato e i cittadini non ne possono beneficiare in attesa del prossimo gestore. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno Teresa, lei è la sua ospite. Buongiorno. Volevo fare un'osservazione soltanto sulla cabinovia e poi riprendere un attimo lo stato di Trieste. Sì. Nel senso che la cabinovia, il dirigente, dal momento ancora 5 anni fa che era proposto il direttore del comune, aveva detto chiaramente: questo impianto non può essere fatto a questi costi. Ci vorrebbero 10.500 persone per tutto l'anno, ogni giorno. E chiudo qua il discorso, chi vuole capire le cose le capisca, altrimenti a Trieste sappiamo benissimo che purtroppo l'ideologia politica di una certa parte politica vuole purtroppo affondare Trieste come è stato fatto con le industrie, come i nostri giovani che vanno via. L'80% dei giovani dicono che non è fattibile fare l'Eurovia perché bisogna impegnare quei soldi su altre cose, però purtroppo Trieste è fatta così. Trieste vota 25 anni di piazza, in 25 anni di piazza sono andati via 50.000 persone, perché eravamo 247.000 tutta la provincia,
adesso siamo meno di 200.000, le fabbriche sono state chiuse, i negozi vediamo benissimo cosa non c'è, l'unica cosa che funziona è l'inquinamento in Piazza Unità. Ieri parlavo con le persone che lavorano in certe società importanti di Trieste, Piazza Unità, i nostri uffici sono delle camere a gas, soprattutto quando arrivano le navi, e allora i vecchi di Trieste che vogliono votare destra avranno una città dove saranno soltanto i turisti, il terziario, le persone che lavorano a 4 ore all'ora, che non risolvono il problema della propria vita e della propria famiglia, i vecchi che non hanno la possibilità di trovare un appartamento, l'Ater che non fa altre case nuove, e questa è Trieste, destinata a diventare, diciamo, come in Spagna e in altre città, e come a Firenze, la stessa Firenze hanno detto, ormai Firenze con questo turismo sfaccendato, chiudono tutti i negozi, tutti gli uffici, diventano paninoteche, ristoranti, cioè una mensa generale. Allora staremo gli altri che vengono qui a mangiare in via Torino, in Piazza Unità e da tutte le parti. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. È arrabbiato il signore che è d'accordo con la sua sono d'accordo con le impostazione. riflessioni di questo signore, nel senso che la cabinovia è un'attrazione turistica travestita da mobilità sostenibile. Quella è di fatto la funzione. Poi possiamo parlare della penetrazione del flusso del traffico da nord, possiamo parlare anche del fatto che Opicina verrà dotata di più di 400 parcheggi, quindi ci sarà una saturazione anche in quella zona se tutte queste persone andranno a parcheggiare in questi parcheggi adibiti poi alla fruizione della cabinovia. Di fatto ci sono tutta una serie di opacità che accompagnano questo progetto, anche a corollario del progetto stesso. Sono d'accordo che Trieste sta cambiando un po' la propria identità, c'è un florilegio di sushi bar, catene, che cambiano di fatto l'identità della città, e questo è una diretta conseguenza del turismo e dell'overtourism, che come dicevo prima va gestito, non subito, e soprattutto bisogna stare molto molto attenti a salvaguardare l'identità della città. In questo momento vedo fiorire di alcuni locali che con l'identità della città non c'entrano proprio nulla. Allora, c'è un'altra richiesta da parte di Roberto. Buongiorno, cosa mi sapete dire del parco di Villa Italia, il circolo ufficiale in sostanza credo? È un'area verde che sarebbe da salvaguardare ma che vedo purtroppo ormai sempre più compromessa. Lui si riferisce a Villa Italia, circolo ufficiali, via dell'Università. Quindi, sì. Guarda, potrei pensare che si tratta del parco di Villa Necker. Che sta dietro il circolo ufficiali e che è la sede del regionale dell'esercito. Se il signore si riferisce a Villa Necker, abbiamo fatto una visita accompagnati proprio dall'esercito, che ringrazio, come quarta circoscrizione recentemente a Villa Necker. Villa Necker è un tema un po' spigoloso in città perché sono anni che il demanio cerca di restituirlo alla cittadinanza, ma ci sono dei costi di acquisizione e poi di manutenzione successiva. Si parla di 5 milioni di euro circa per restituire il parco alla città e di 300.000 euro circa di manutenzione annuale, e il Comune in questo momento, nonostante varie task force che erano state anche create per poter trovare una quadra sulla questione, non sta andando in quella direzione perché i fondi per il recupero di quel parco non ci sono. Noi come circoscrizione monitoriamo, auspichiamo che un'interlocuzione costante con le parti interessate possa ripresentarsi magari più avanti se i tempi saranno maturi, senza mai spostare l'attenzione sull'area che è un polmone verde meraviglioso proprio in centro città e che si presterebbe ad una fruizione importantissima. Allora, posso chiedere, ci scrive Renata, se è sempre alta l'attenzione sul problema processionaria e sull'invasivo ailanto che sta modificando la nostra flora. Sì, posso rispondere anche a questo. Proprio la consigliera Coricciati del Partito Democratico, che saluto, ha presentato una mozione in quarta circoscrizione proprio sul tema della processionaria, che è stata
votata all'unanimità, quindi il tema è gestito, sentito, portato avanti da noi di centrosinistra e quasi ogni anno facciamo questo tipo di segnalazione. Da tenere sotto controllo, perché ci sono tante persone che ce lo chiedono in effetti, sì. Soprattutto poi chi ha cani ad esempio. Cani soprattutto, sì, in questi casi, ma non solo. Allora c'è una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono io? Sì, buongiorno. Buongiorno e complimenti alla trasmissione come sempre. Grazie signora, buongiorno. Sono Gianna. Buongiorno signora. Ecco, volevo intervenire a proposito della telefonata di quella signora che ha mischiato il fascismo con l'invasione jugoslava a Trieste. Ora ha toccato proprio un nervo scoperto e ha voluto fare una provocazione in questa giornata. Io l'ho raccolta e dico è veramente una cosa che ci turba. Sto sulle parole, mi turba fortemente, ma mi fa anche indignare, perché quello che abbiamo subito da parte Jugoslavia non c'entra niente con il fascismo, quello ce lo siamo voluto perché l'abbiamo votato e poi ne abbiamo subito le conseguenze, ma l'invasione titina quella non l'abbiamo votata, quella ci è capitata addosso e la signora, come tutti quelli titoidi, voglio dire, stessero al loro posto, invece di usare le divise e farsi fotografare in Piazza Unità con... Pronto? È caduta la linea e speriamo che la possa riprendere perché stava completando tutto un ragionamento insomma, su questa giornata di commemorazione 80° anniversario della liberazione di Trieste. No? Crea molto dibattito ed è molto sentita soprattutto dai nostri nonni che sono la nostra memoria storica. Esatto, insomma la signora Gianna stava proponendo il suo punto di vista che sicuramente merita di essere ascoltato. Le chiediamo se magari se riesce insomma, a riprendere la linea per completare il suo discorso. Allora, ricordo fra l'altro oggi alle 10 la commemorazione anche in comune, no? In municipio proprio di questi eventi, prima preceduta dall'alzabandiera e poi ci sarà anche l'ammaina bandiera sempre in piazza Unità tra le cerimonie appunto ufficiali per questo 80° anniversario. Veniamo a temi più leggeri con la vignetta di Marco Inglaro che ci invia anche oggi, lo ringraziamo. Lo salutiamo, parla dei topolini e dei cantieri ai topolini. Se proprio estate, signora Iole, se partita stamattina per i topolini a farsi restaurare, qui c'è insomma un po' la polemica dei lavori che continuano naturalmente su 2 topolini che saranno pronti nel corso dell'estate perché insomma devono essere riparati dopo gli ingenti danni. È stato fatto un grosso lavoro, ieri il sindaco era anche particolarmente contento del lavoro fatto da questa ditta. C'è stata una restituzione parziale alla città, i danni sono stati ingenti e quindi so che l'amministrazione chiede ai cittadini un po' di pazienza, vero è che insomma un'estate a mezzo servizio, soprattutto in una zona così frequentata e così ben voluta dai triestini, porterà con sé delle oggettive criticità. Allora, l'abbandono continuo dei rifiuti, compresi ingombranti, e delle iezioni canine in aumento dimostrano, scrive Enrico, che il senso civico non esiste, anche perché non è compreso nei codici e nelle norme di legge. Esistono però controlli e sanzioni, unica via per punire i trasgressori. Questa è l'opinione di Enrico. Guardi, anche in questo caso mi trovo d'accordo, nel senso che il senso civico da quel punto di vista potrebbe essere supportato soprattutto da chi ha degli animali di affezione e potrebbe insomma essere un po' più oculato nella convivenza tra cittadini, i propri animali di affezione, considerando insomma che la cosa pubblica è di tutti
mi faccia fare solo un piccolo appunto sul fatto che ho fatto una mozione, anch'essa votata all'unanimità, sulla possibilità di dotare, come succede nel comune di Muggia, di una bottiglietta per l'acqua per le minzioni canine come obbligatorietà. L'assessorato mi ha risposto che valuterà la proposta. Questo potrebbe aiutare, potrebbe essere una piccola cosa che potrebbe aiutare maggiormente, insomma, l'autopulizia da parte di chi non si comporta nel modo più corretto possibile. A fronte di proprietari di cani estremamente virtuosi e molto bravi, c'è una piccola percentuale che purtroppo però lascia il segno, no? è un po' dice. più distratta e ciò incide un po' anche proprio sulla vita quotidiana di tutti quanti. Basterebbe veramente poco. Davvero poco. Allora io ringrazio molto Martina Machnic per essere stata con noi questa mattina e la invito a tornare a trovarci presto. Sarà un piacere, grazie davvero. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra pochissimo sarà con noi il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, Marcello Medao. A fra poco. Diretta, siamo in compagnia, gli diamo subito il buongiorno di Marcello Medao, consigliere capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia, ben arrivato. Grazie, buongiorno Laura, buongiorno a tutti i telespettatori. Marcello Medao che ci propone una delle sue belle magliette con un nuovo referendum. Sì. Diciamo così, questa è la maglietta, è quella che avevo un po' già annunciato qualche settimana fa. Ho tardato un po', anzi tarderò ancora un po' di più per iniziare questa iniziativa perché, come sapete tutti, abbiamo degli impegni importanti in Consiglio Comunale. Poi ne parliamo. E quindi cosa farò? Farò 8-9 tappe per città, con il cartellone che sarà uguale, fermando la gente e chiedendo di, non so se riuscite a zoomare, si vede bene, ecco, chiederò se siete d'accordo o meno che la polizia locale abbia il metal detector. Guarda che bella zoomata, così, perfetto, no? Sondaggio promosso. Sondaggio, esattamente, poi si metterà lei sì o no, metterò in un contenitore, in una bowl, e dopo alla fine vediamo cosa viene fuori. Io ho scritto metal detector, ma intendo anche, che non l'ho scritto perché ormai era tardi con la stampa, anche il teaser, no? Quindi in realtà sono queste due cosette che mi sembra potrebbero essere degli strumenti in più affinché la polizia locale riesca un po' a trovare i birbaccioni con i coltelli, no? E adesso qualcuno mi ha telefonato e dice ma sai che adesso hanno anche i coltelli, le lame in porcellana, no? Una cosa del genere. Però insomma penso sia... L'idea mi era venuta, a parte qualche telespettatore che chiama, ma quando sono stato sulla nave, la nave quella da guerra che c'era qui, che passavano uno a uno. Quindi insomma mi sembrava una cosa carina. C'è da specificare che, parlando appunto con l'assessore, che appunto non mi ha dato un niet, però mi ha spiegato il fatto che non è poi così semplice fermare la gente per controllare, insomma, però io penso che uno strumento in più si possa fare. È uno strumento che costa poco e penso si possa portare a casa il risultato. E voglio fare assieme alla gente, in modo che, sai, è un modo per stare con la gente, per parlare, per discutere tante cose, quindi se mi vedete col cartellone non scappate via, no, fermatevi, venite là, facciamo due chiacchiere, volentieri. Va bene, allora c'è una telefonata subito in arrivo, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Non c'è. È caduta la linea? No, sento qualcosa in sottofondo, però forse è caduta la linea. Pronto? No, non riusciamo a parlare con il nostro telespettatore o telespettatrice, evidentemente purtroppo è caduta la linea. Ci sono naturalmente tanti argomenti oggi, no? A cominciare dalla ripresa in Consiglio Comunale della cabinovia, no? Della discussione. Ricominciamo oggi. Subito dopo questa puntata, infatti io dovrò scappare qualche minutino prima delle 10, no? Proseguiamo un po' i consigli comunali che abbiamo fatto la settimana scorsa, oggi, domani, probabilmente
anche la prossima settimana e andremo avanti così, insomma, no? Diciamo ci sono 3.099 osservazioni suddivise in 37 famiglie che verranno poi discusse e votate. Ci sono insomma parecchia carne al fuoco, insomma, no? Su questo insomma avete già stabilito il modo, no? La modalità di discussione per raggruppamento, perché sono tante. Perché sennò sono tantissime, sono già tutte sono state vagliate dagli uffici, tutte lette, hanno fatto delle deduzioni, ci sono le controdeduzioni, quindi in realtà si discuteranno un po' di queste cose qua, insomma, no? Benissimo. Nella speranza che ci sia poi un atto di responsabilità, perché vede Laura, è giusto che ci sia l'opposizione, anzi per l'amor di Dio guai se non ci fossero, ma è giusto proporre, è giusto cercare di portare avanti. Come dissi qualche giorno fa qui a Ring, la delibera andrà avanti, no? Allora cerchiamo di trovare un punto di caduta, cioè nel senso che troviamo un accordo, no? In modo da non far perdere tempo, cioè anche il termine perdere tempo non è corretto, perché a parte noi, che noi siamo là, abbiamo dietro un sacco di dipendenti, di funzionari che stanno dietro, insomma, come è giusto che sia, però cioè, portare avanti all'estremo questo forse mi sembra un po' troppo, però insomma noi siamo lì. Porteremo avanti. Ci sarete insomma ancora per le prossime riunioni, per le prossime sedute del Consiglio Comunale. Vi aspetta una bella maratona. Insomma. Sì, una bella maratona. Allora, Verde Pubblico. Io spero maratonina. Maratonina, questa è la speranza, insomma, che si risolva un po' prima di quelle che sono le previsioni, ma comunque siete pronti un po' a tutte le possibilità, no? Sì. Anche magari a dormire in aula, no? Potrebbe anche darsi. Sì. Allora, dunque, appurato che sempre più abbiamo la crescita di verde non solo in Carso ma anche sui marciapiedi, ci scrive Giampaolo, strade, coprendo anche segnali stradali. Ai miei figli quando erano piccoli davo la paghetta per aiutarmi a tagliare l'erba, potare le siepi, mi chiedo perché oggi a quegli extracomunitari che sono entrati in Italia e mangiano e bevono a spese nostre, delle tasse dei cittadini, perché non vengono utilizzati per pulire il verde dei marciapiedi, strade, sentieri del Carso. Questa è la proposta di Giampaolo. Guarda, signor Giampaolo, il discorso è il seguente: lei sfonda una porta aperta con me, nel senso che io avevo già chiesto un qualcosa di simile qualche tempo addietro. Penso che con le persone che girovano per città, la città dovrebbe essere linda, che hanno il dovere di fare, per carità, però io penso che non sarebbe niente di male se potessero dare una mano. Purtroppo però ci sono dei problemi assicurativi, ci sono dei problemi che, essendo in Italia la burocrazia è quella che è e quindi non si può fare. Sarebbe interessante capire però quanti lo farebbero volentieri, questo sarebbe molto interessante capire, però purtroppo, e lo dico davvero purtroppo, questo non si può fare, insomma, no? Altrimenti sono sincero. Io Laura, qualche anno fa avevo fatto una proposta, siccome sotto il ponte di Valmaura era sporco, cioè io avevo chiesto, a dire la verità, ero passato in Piazza Libertà, così, iniziativa mia personale, cioè, a chiedere a qualcuno se potevano venire a darmi una mano, qualcuno di loro lì. Ho chiesto un 5-6 con un interprete, insomma è stata una situazione un po' così, e devo dire la verità che su questi qua uno aveva detto, ma non aveva forse capito la storia, poi siamo andati soli, insomma, vabbè, però sì, non è così semplice, magari si potesse fare, e io sarei un promotore subito accanito, sì, altro che maglietta. Anche di più. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto, buongiorno, a lei il signor Medau. Buongiorno. Allora, provo in pieno la sua maglietta, però possiamo mettere taser, pistole, tutto quello che vogliamo. Se poi la magistratura, quando vengono presi, vengono rilasciati, purtroppo addirittura vanno a deridere le nostre forze dell'ordine, non possiamo fare proprio niente. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Allora, questo è anche un sentimento diffuso, no? E questo, no? Tante volte uno non ha poca fiducia nella magistratura, nella giustizia, no? Il fatto è proprio questo, in realtà, che lo prendi, lo metti dentro e dopo alla fine spesso e volentieri poi escono in attesa poi di giudizio, no? E magari continuano a commettere reati. Questo in effetti è un problema. Ciò non toglie che noi comunque dobbiamo cercare di prendere il più possibile
anche per dare, no, quel senso di giustizia, è giusto prenderli e poi insomma io conosco tantissimi agenti di polizia e anche loro talvolta sono delusi da questo, no? Mi ho detto più volte a Marcello, guarda, noi li prendiamo, però dopo li vediamo in strada, è ovvio, rischiando la vita quando vai a prenderli anche, no? Quindi io penso che questa strumentazione sia il taser sia in questo caso il metal detector potrebbe essere utile, anzi no, è utile anche per la salvaguardia delle forze dell'ordine, no? Io sono, come tutti sanno, io il difendo a spada tratta sempre, no? Perché penso che sia l'istituzione, per me è un qualcosa di importante. Guai chi alza le mani sulla polizia, guai chi sfonda un blocco, guai. E quindi io questo posso fare, cercare di dare qualche strumento in più e questo farò, insomma, no? Però la signora ha perfettamente ragione, se ha questo senso di non giustizia, perché poi li vediamo fuori, anche io ho degli episodi personali, insomma, che li ho visti uscire dopo un po' e uno un po' si infastidisce. E preoccupa, insomma. Buongiorno alla gentile conduttrice, all'ospite, volevo chiedere, ci scrive invece Vadim, se sarebbe mai possibile istituire delle zone, una ZTL, zona traffico limitato a Trieste, per offrire più parcheggi ai residenti, nonostante questo sia un chiaro anatema per le destre, dice Vadim. Sarebbe d'accordo? Oddio, i ZTL, bisogna capire un po' dove, no? In realtà, perché qualcosa c'è in qualcosa realtà. c'è, no, il signore non ha specificato la zona, no, però sa, ogni cambiamento del traffico, e io l'ho imparato quella volta che ho fatto le film per via Mazzini, che ero andato tra l'altro al centro di matematica su e abbiamo simulato un po' il cambiamento di un semaforo di 3 secondi e si vedeva poi quanto andava a influire su tutta la città. Non è una cosa così semplice, ma io sono, nonostante quello che tanti pensano, io sono un fautore delle zone pedonali e delle ZTL fatte come Dio comanda. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Io sono Rita. Rita? Buongiorno, sono Rita. Sì. Buongiorno. Volevo chiedere al signore se mettessero la cabinovia sopra casa sua fosse felice per quello che per sentir passare tutto il giorno questo dran 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 dran. E ancora una cosa, se posso, che il sindaco sia più corretto quando parla con le persone, perché non fa bella figura. Grazie a voi e arrivederci. Grazie Rita, buona giornata. Buona giornata, signora Rita. Critiche, diciamo, sulla cabinovia. Allora, non sarei contento. Non sarebbe contento. E l'ho detto in tutte le salse, l'ho detto a tutte le trasmissioni, ai giornali, a chi mi incontra per strada, è ovvio, le persone che vedono la cabinovia passare sopra, è ovvio che non è una cosa interessante per chi ci abita, un po' per chi abita vicino alla grande viabilità, no? Se noi ci pensiamo lì davanti, dietro le torri, c'è questa strada che passa, chi abitava là vede passare questa strada, tuttavia insomma questo è. Tenga presente, signora Rita, che chi subirà un danno dalla cabinovia verrà poi chiamato e ci sono già delle trattative in corso per poter dare un compenso, un risarcimento, perché poi tra le parti si metteranno d'accordo, no? Però capisco benissimo che chi vede passare questa cabinovia sopra la testa non sarà sicuramente felice, e l'ho detto sempre, insomma, quelle persone che abitano là effettivamente hanno ben ragione di protestare, lo farei anch'io, insomma, poi tutto il resto io penso che venga un po' troppo politicizzato. Chiarissimo il messaggio. Allora, un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buondì. Ciao, buongiorno. Allora, la signora Garagion, questa che telefona ultima, proprio la Garagion tantissimo. Sì, sono Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno Luisa. Buongiorno, Luisa. La signora che telefona alla Garagion, mi sono contro la via, lasciamomi. Va bene. Allora, ascolti, per queste immondizie ingombranti, no? La gente perché butta fuori? Perché non va a pagare le immondizie? Perché adesso, dopodomani, al giorno 16, metto già davanti la porta, io mi viene il giorno 17, la cega, però il tanto sbagliato, perché col mio cellulare, un Brundi piccolo, non arrivavo.
Era mia figlia di Milano, che ha fatto tutto ella col smartphone. Ecco, quella è la cosa. E la prima cosa ti domanda nome e cognome e guarda subito se ti ha pagato le immondizie, no? Ogni anno si paga la tassa, no? Capito. E per questo lo ributta fuori. Credimi, penso che se no uno lo butta fuori, metti sotto la casa e ti viene e vengono a prenderlo, e non ti domanda niente. Ecco, questo volevo dire. Ecco, grazie mille. Va bene, grazie Luisa, buona giornata a lei. Beh, è un servizio che funziona effettivamente, sì, è vero, e non ha senso effettivamente buttare in strada. Adesso forse la signora ha ragione, insomma io non so se vanno a controllare o meno, però effettivamente trovare delle cose, rifiuti ingombranti in giro per... Non è un bello spettacolo, no? Volevo rispondere ancora una cosa che la signora Rita, se non vado errato, aveva detto sul fatto che il sindaco è vero. Guardi, io spessissimo giro con quel sindaco e devo dire la verità, ogni qualvolta giriamo lui viene fermato, ma sempre con molta stima, molta dolcezza, e lui risponde a tutti con estrema simpatia, con la battuta. No, eravamo poco tempo quando abbiamo inaugurato Roiano, ci siamo seduti là dietro a prendere un caffè e mentre prendevo il caffè viene interrotto continuamente e a tutti ha risposto sempre con simpatia e con qualche battutina. Quindi magari quello che dice non può piacere, magari in riferimento a certe argomentazioni, questo sì, ma che lui sia così maleducato penso che no, questo no. Allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia del capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune, Marcello Medao, che sta rispondendo alle vostre telefonate, alle vostre mail. Ancora buongiorno. Allora, c'è una telefonata in arrivo, la sentiamo. Buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite. Posso parlare? Prego. Ecco, il primo discorso è il metal detector. Sì. Il metal detector è una cosa che anche diceva sul discorso della nave. Cioè, io ero in crociera, sono entrato dentro, quando entravamo dentro, ci controllavano. O come si fa anche all'aeroporto. Sì. Nell'aeroporto. Cioè, e anche questi poveri, dico una cosa, una volta c'era il vigile urbano, anche questi poveri vigili, giusto, sbagliato, indifferente. Prima non avevano niente. E le manette, e il manganello, non so, non mi ricordo come si chiama, e quello, e il taser, e le pistole, e ancora il metal detector. Insomma, mi sembra che si stia diventando veramente proprio la polizia, non la polizia locale. Una volta la polizia locale dava le multe e faceva regolare il traffico. Cioè sul fatto del metal detector io sono contrario, insomma. E un'altra cosa, sempre sul discorso della cardinologia, penso che chi viene qua del comune, di quelli che sono al governo, saranno un po' anche, diciamo, stufi sul discorso, sempre quel discorso là. E il fatto della cardinologia è utile o non utile, arriva sul cazzo, arriva nel nulla. Cioè non c'è niente di che fare. Dove, se uno vuole andare a Grotta Gigante, non c'è niente, non c'è. Per me questi soldi qua sono, e questa è la perplessità, insomma, capito? Potrebbero essere usati per tante altre cose. Cioè, ok. Questa è la perplessità che insomma è comune a abbastanza persone, no? Anche, vero consigliere? Anche sentendo queste telefonate. Non siamo per dei destri sinistra, come dice il sindaco, e sono tutti i cittadini che parlano, che dicono la contrarietà a loro via. Poi il discorso, il sondaggio, il sindaco di piazza ha detto me ne frego, cioè non era sul piccolo che aveva scritto me ne frego, vado avanti, cioè non è una cosa sua, è una cosa della città, cioè il sindaco di piazza è il sindaco di tutti o solo di qualcuno? Cioè, capito la perplessità. Ecco, dopo finisco. Sempre sul discorso del togliere i rami sugli alberi,
Pronto? È caduta di nuovo la linea, allora abbiamo qualche difficoltà questa mattina, comunque insomma magari lo invitiamo a richiamarci per quanto riguarda un eventuale chiarimento su questa storia degli alberi. Però... Sulla polizia locale, allora teniamo presente che forse pochi conoscono quell'aspetto, ma non è solo, la polizia non fa solamente multe, ma ci sono tantissimi reparti della polizia locale, edilizia, c'è anche un reparto antidroga, c'è un reparto, quindi ci sono reparti dove viene richiesta la polizia locale per intervenire anche su delle situazioni spiacevoli ed è ovvio che se passano 2 poliziotti della locale magari in una zona dove c'è un parapiglia, quel che è, loro devono intervenire, non è che possono far finta di niente, no? Insomma, quindi è vero che, come dice il signore, che questo cinturone della polizia si arricchisce sempre più, ma insomma un po' come i poliziotti, no? Quindi il metallo tecnico tra l'altro è un arnese abbastanza leggero, insomma non è che va a pesare, insomma non su nulla. Per quello che diceva il signore io volevo fare un ragionamento, la cabinovia può piacere come non piacere, per carità, ed è giusto ascoltare tutti, no? Teniamo presente che ormai è abbastanza logico, io penso, sa Laura, arriverà al quadrivio, ma è ovvio che con 400 parcheggi al quadrivio, è ovvio che quel punto diventerà un punto centrale del Carso, no? E quindi è ovvio anche che il trasporto pubblico muterà, quindi magari, non so, ipotizzo, magari ci sarà un capolina, gli autobus passeranno molto di più, là sarà un po' come, non voglio dire uno snodo come Piazza Goldoni, però effettivamente è ovvio che da là, no? Poi vanno un po' ovunque, è ovvio anche che si cercherà a livello turistico di ampliare quel che è l'offerta anche in relazione alla grotta gigante, no? Quindi ci saranno dei pulmini, cioè non c'è da pensare oggi com'è, insomma c'è da pensare un po' allo sviluppo di quello che sarà quella zona lì, quindi insomma ad esempio se io avessi uno Smizza in Carso sicuramente fare dei pulmini per portare la gente, insomma quindi ripeto, può piacere come non piacere e ci sta. Però la zona non è che rimarrà così, verrà sviluppata in un modo importante, insomma. Chiaro. Questo è giusto, che penso sia abbastanza... È meglio chiarirlo, insomma, comunque. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Dottoressa, buongiorno, sono Vladi. Vladi, buongiorno a lei. Buongiorno. Un'ultima considerazione sul discorso cabinovia, poi dopo cambiamo subito. Sì. Sono favorevolissimo, sposo in pieno tutte le tesi. Qualche volta sono stato anche ospitato sul piccolo, per cui ci potranno essere bus navetta ecologici che porteranno in giro per il Carso la gente a vedere quello che c'è da vedere a Montegrisa o in quanti altri posti. Sarà veramente uno snodo importante. Ma quello che volevo dire, mi riferivo alla maglietta. Allora, sì al taser e anche al metal detector. Sono 2 strumenti importantissimi per contrastare criminalità o tentativi vari di qualsiasi roba. Invece sono contrarissimo al fatto che alcuni si sono dotati di pistola. Avere una pistola è un problema grosso, perché io avevo un amico, morto purtroppo tanti anni fa, che era alla Mobile, il quale girava sempre disarmato, era in borghese. Un giorno che ha scelto di prendersi fuori dall'armadietto, di prendersi la pistola, ha individuato, camminando per Borgo Teresiano, ha individuato un ricercato. Quella volta non c'erano i telefonini, per cui lui dal locale dove si trovava questo individuo con altri 2 ha chiamato rinforzi alla centrale, ma questi 3 individui nel frattempo o si sono accorti o comunque avevano finito il conciliabolo e si sono apprestati ad uscire. A quel punto lui non poteva seguire senza telefonino e quindi ha dovuto qualificarsi col tesserino, eccetera. Ne è scoppiata una colluttazione e lui aveva la pistola inserita nella cintura dietro la schiena, coperta dal giubbotto. Nell'afferrare uno per il collo per bloccarlo, mentre gli altri li teneva lontani a calci, gli si è sollevato il giubbotto e si è visto il calcio della pistola. Hanno tentato di portargliela via, lui ha dovuto difenderla mollando uno e mettendo la mano sul calcio della pistola e si è preso un fracco di botte della Madonna che
è rimasto 7 giorni a casa, tutto quanto tu mi hai fatto. La pistola non si può neanche tirar fuori se non si è direttamente minacciati con una pistola, per cui un poliziotto è autorizzato a sparare dopo che gli hanno sparato addosso, quindi taser sì, metal detector sì, con la pistola stiamo attenti, perché gli stessi poliziotti hanno grosse difficoltà. Buongiorno, grazie. Grazie Vladi, buona giornata. Beh, ha ragione Vladi, in effetti la pistola è molto pericolosa. La legge è questa qua, dico talvolta purtroppo, quindi così insomma, quindi mi fa piacere che era d'accordo con la mia iniziativa sul taser e sugli strumenti, insomma, io penso che sia sempre positivo dare uno strumento in più, insomma, perché ovviamente non è devono andare come i ragazzini di scuola, che lei sa benissimo Laura che vanno con 700 kg a scuola, non stiamo parlando di questo, no? Quindi insomma, quindi grazie signor Vladi. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, a fra pochissimo. Rieccoci ancora in diretta con la nostra trasmissione. Dovremmo lasciare, lo ricordavamo prima, qualche minuto prima proprio delle 10, il nostro ospite Marcello Medau, perché deve essere presente all'inizio dei lavori per appunto la trattazione delle 3.000 osservazioni e passa insomma, sulla cabinovia, quindi lo aspetta insomma una giornata, ma non soltanto una, diciamo, abbastanza impegnativa. Lui spera appunto, lo diceva prima, che siano di meno, però io ho fatto un calcolo che poi è sbagliato, perché in realtà con questo ritmo, con le votazioni dobbiamo fare circa un 16-17 giorni, ma di 24 ore. Di 24 ore, quindi che possono trasformarsi in 30? Prima dicevo, siete pronti a dormire, non è tanto lontano dalla realtà, insomma. No, diciamo che vediamo come va, insomma, no, cioè siamo pronti a fare tutto quello che è necessario. Che serve. Allora, parliamo tanto di turismo, ci scrive la signora Maria Stella, e nettezza urbana, ma poi si consente l'immondo spettacolo di Piazza Libertà ridotta in mondezzaio e non solo. Torniamo un po' su questo problema di Piazza Libertà. Sì, è un problema, guardi, anche ieri stesso io sono motociclista e sono sempre in moto, quindi in realtà mi sono fermato perché in effetti avevano lasciato delle coperte, delle cose là, insomma, poi io ho chiamato la polizia e sono fatte portare via. Effettivamente quella Piazza Libertà, e voglio sottolineare il fatto che è molto meglio rispetto a un 2 o 3 anni fa, e questo almeno, insomma, penso possiamo essere d'accordo tutti. Bisogna cercare il più possibile di sistemare quella piazza, è vero, purtroppo abbiamo le persone che dormono lì, sono molto meno rispetto a anni fa, però diciamo che sicuramente disturba, è un biglietto da visita per chi arriva dalla stazione, purtroppo questo è così, insomma. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Silvia. Silvia, buongiorno. Allora, signor Medau. Prego. Quello che succede, che lei dice alla magistratura manda fuori, è vero, ma riguarda tutti, riguarda anche gli italiani, succede così, ma perché? La magistratura mette in pratica quello che fa la teoria in Parlamento, cioè non bisogna essere faziosi, diciamo le cose come sono. È vero che succede questo, ma succede anche agli italiani, sono quelli che ammazzano e sono a piede libero, italianissimi. È una prassi purtroppo che deriva da una certa legislatura, da leggi fatte in tantissimi decenni, quindi non è bello addossare la colpa alla magistratura ogni volta, perché non è vero. Se fosse vero sarei la prima a dirlo, non è vero. Inoltre un'altra cosa, le carceri stanno scoppiando, quindi anche onestamente dove cavolo li devono mettere questa gente qua, che non hanno, per dire, ammazzato, hanno fatto dei reati che sono reati, per carità. Ripeto, riguarda tutti, non è che riguarda solo gli extracomunitari. E ci sono latitanti che sono stati via 30 anni, 35. Boh, chiusa parentesi. Il sindaco, allora, il sindaco, ho visto con i miei occhi più di qualche volta che la gente, praticamente quelli che chiaramente l'hanno votato, lo apprezzano, lo amano, dica quello che vuole, specialmente donne,
Ho visto una che lui camminava per i cavoli suoi, va bene, solo, in piazza Sant'Antonio, e una signora si è alzata dal tavolino del bar, era al mio tavolino, quindi sto parlando con cognizione, e gli è corso dietro, le è corso dietro. E io ho detto, scusa, ma lo conosci? No, è andato lì, è andata lì. È chiaro che una che viene lì e ti dà 1000 complimenti, oh signor sindaco, è chiaro che risponde bene, però quando invece qualcuno non gli dà ragione, non solo risponde male, ma è proprio anche completamente fuori da ogni regola, anche etica politica, perché lui, i suoi cittadini sono tutti, anche i sinistroidi come dite voi, tutti sono suoi cittadini e pagano le tasse e gli danno la possibilità di fare quello che vuole fare. Cioè lui deve essere ancora di più gentile con quelli che non lo votano, invece lui non fa altro che dire stupidi, sono scemi, sono stupidi, non capiscono niente, cioè non va bene. Che poi i cittadini, me compresa, quando vedo una cosa bella fatta bene nella mia città, che mi fa star bene, può essere un'isola pedonale, può essere una struttura a barcola, io apprezzo, al di là di chi l'ha fatta, non me ne può fregare di meno, sono soldi miei spesi bene e sono contenta. Siete voi, fra di voi, maggioranza e opposizione, che demolite tutto quello che fa l'altro, ma noi cittadini, se vediamo una cosa fatta bene, diciamo viva là, è fatta bene, che bello. E il risultato che conta, proprio insomma, con Di Piazza, Silvia. tanti anni fa, che lui mi ha fermato, mi ha detto là dove c'è la fontana con i mascheroni, io ero ferma che aspettavo qualcuno, e lui mi ha detto, signora, le piace così? Ho detto sì, dico veramente bello. Dice adesso dobbiamo fare ancora i lampioni, bene. Cioè, voglio dire, noi cittadini siamo contenti se le cose vengono fatte bene. Chiaro, siete voi Silvia. che vi scannate. Ultima frase, Medau, no, ovo via. No, Dal mio via. punto di vista, no, ovo via. E non costa 60 milioni, costa 120 adesso, perché sono passati 6 anni da quella volta. Questo quindi è un altro così. tema, no? Grazie, Quello dei buongiorno. costi. Grazie Silvia, buona giornata. Grazie, sono Silvia. Allora io volevo replicare, prego, in realtà il fatto che io non ho detto che quel discorso delle carceri che mandano fuori gli stranieri, quello, no signora, lei forse non sa, ma io sono straniero, no, io sono brasileiro, quindi in realtà no, io non parlo in questo settore, dicendo, è ovvio che anche l'Italia, tutti, non è tutti, che chi delinque, così, insomma, quindi lei forse non ha ben capito, io mi sono espresso male, non ho detto che mandano fuori stranieri, ho detto che chi delinque tante volte, no, effettivamente vengono arrestati e poi in attesa di giudizio li mandano fuori, insomma, chi ammazza no, insomma la signora aveva fatto un cenno anche che qualcuno che uccide fuori, no, i latitanti poi non c'entra perché sono latitanti, quindi insomma no, questo ho detto, quindi voglio sia ben chiaro, è ovvio che la legge vale per tutti e non solo per uno e io voglio sia chiaro che insomma questo è il mio pensiero. Poi la signora parlava del sindaco di piazza, allora guardi signora, io come ho detto prima sono spessissimo con lui e durante l'intervallo si parlava proprio con la Laura il fatto che anche quando lui va su in Carso, che notoriamente non è sicuramente nostro, non sono nostri elettori, anche con persone di sinistra lui è ben voluto, cioè in realtà io vedo, poi se quel che vedo magari è tutto un teatro non lo so, lo abbracciano, eravamo più volte su a San Martino no? E anche non so, il presidente della prima circoscrizione, della seconda circoscrizione è ben voluto, quindi insomma le dico, sarà capitato sicuramente qualche volta qualche sua sfuriata, ma insomma siamo umani, però che il sindaco poi non stia attento a tutta la sua cittadinanza, questo io penso che non le si può attribuire. Allora, anche oggi raffiche di Bora sopra i 60 km/h, ci scrive Alessandro, Cabinofia afferma una semplice domanda, ma siete così convinti di portare a termine quest'opera perché non siete capaci di dire nulla a favore durante i lavori del Consiglio Comunale? Chiede Alessandro, sì, in modo un po' polemico. No, insomma... Allora, oggi mi sembra che con 60 km/h mi sembra che il cabinovia funzioni, però è ovvio che quando ci saranno giornate di Bora, effettivamente quelle giornate verranno utilizzate per la manutenzione. No? La percentuale, le giornate di Bora negli ultimi 15 anni non è più come tanti anni fa, che si ricorda Laura che non c'è più, no? Sono stimate attorno ai 11, 12, 15 giorni, no? Questa è la media, quindi è ovvio che queste giornate
insomma la cabinovia resterà ferma e faranno la manutenzione ordinaria. Per quello che riguarda l'Aula, allora guardi, in realtà abbiamo 3.099 documenti, c'erano un sacco di emendamenti, no? Sono tutte cose che è giusto che l'opposizione si esprima liberamente e che tenga tutto il tempo che deve tenere. Quello che noi dobbiamo dire, che abbiamo detto, l'abbiamo già detto e continuiamo a dire un po' ovunque. Se in aula cerchiamo di lasciare spazio all'opposizione affinché riescano a espletare tutto il lavoro nel minor tempo possibile, perché già ce ne vogliono tante giornate, insomma. E sempre sulla cabinovia Elio scrive, lancia una proposta, dice: perché il vostro ospite non fa una maglietta, cabinovia sì o no, una proposta di referendum e chi prende più voti vince per una volta per tutte. dice il signor Elio, perché no? Insomma, si potrebbe fare? Si potrebbe fare la maglietta cabinovia sì o no. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine. Oh, ecco Franco Lega. E Friulani, piantatela con la cabinovia, sono il 75% che non la vogliono e praticamente è in perdita, come il tram di Opsina. Se sono in perdita lasciamo stare, è una cosa da fare e da spendere. E poi dopo al signor Medao, tempo fa, un mese fa circa, lui ha mandato una lettera al prefetto, al questore, non so. Il proverbio dice: se vuoi che le cose non vadano avanti, manda. Se vuoi che la soluzione sia tempestiva, eccetera, vai. Però lui rimane lì. Cosa ha mandato? Perché non porta quella lettera che ha mandato al prefetto, al questore? Mi sa che sia una balla sul metal detector. È una cosa da fare, come diceva anche il signor Vladi, è una cosa da mettere lì come è stata messa nella Risiera, come è stata a Roma. Ma perché noi siamo così stupidi di accettare tutti questi accoltellamenti? Possibile che non riuscite a capire? Avete una testa proprio, non rapata perché lei è senza capelli, ma una testa proprio quasi rapata. Grazie, mandi. Mandi a lei, vabbè, insomma, una testa rapata. Non è quello il problema, il fatto è che il signor deve essere sempre polemico, a prescindere, no? Quindi io capisco le telefonate costruttive. Allora, forse il signore non sa, forse vive in un altro paese o a Udine è diverso, ma non è che le cose tu dici, lo dai in mano alle persone, bisogna che ci sia un documento che spinga questo discorso, no? Quindi a lui piace polemizzare, polemizzi pure. Io cosa voglio che le dica, insomma, no? Magari se ha una trasmissione a Udine, sega quella di Udine. Allora, sono un pensionato che ha lavorato per più di 40 anni e quindi estraneo ai primi 4 temi del referendum, però provo una profonda tristezza, dice il signor Roberto, nell'apprendere i dati dell'affluenza. Gli italiani stanno abbandonando la democrazia e non si preoccupano nemmeno di difendere i loro diritti e il futuro dei giovani. Questa è la mail del signor Roberto su come sono andati i referendum, che sono stati un flop, no? Da tutti i punti di vista. Non l'abbiamo promosso noi, secondo me è stata una perdita esagerata, altro che cabinovia, di denaro pubblico, però è previsto e quindi è giusto che lo si faccia, insomma, no? Non è, ripeto, non è stata una cosa voluta da noi. Voglio sottolineare, poi non voglio parlare del referendum perché se ne è parlato abbastanza a livello nazionale, che è importante un dato che l'hanno detto, ma volevo sottolineare che ad esempio sul quinto quesito del referendum, su quello sul 5 o 10 anni di cittadinanza, anche i loro stessi, cioè chi è andato a votare probabilmente, insomma un po' tutti, però è più di centrosinistra, sono contrari a questo, insomma, no? Allora questo mi riferisco un po' a tanti episodi anche qua a Trieste dove tante persone del centrosinistra vogliono implementare ed incrementare l'arrivo di queste persone, come la consigliera Giulia Massolino, che ha preparato un emendamento di 450.000 euro per incrementare quelli che sono i nuovi luoghi d'accoglienza, insomma, no? Quindi è giusto che si faccia bene attenzione. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, qua Sergio. Ecco, volevo parlare, siccome ho parlato con vari politici da Grilli, dalla Terza, da Lo Bianco, da Russo, riguardo quel saliscenti a San Giusto per gli handicappati. Allora, uno mi dice, il Lo Bianco mi ha detto, ma
il direttore generale sta cercando ancora di chi è competenza di fare il lavoro, ma dico, siamo matti, con un direttore generale non sa di chi è la competenza di mettere su un saliscendi che costerà 3.000 euro. Poi la terza mi dice bisogna aspettare i soldi del Carciotti e perché non ci sono soldi e allora non faccio niente fin tanto che non ci sono soldi. Ma insomma questa roba è una roba urgente, è dal 93 che io ricordo, 1993, che c'era un saliscendi a San Giusto per i portatori di handicap e non c'è più. Una vergogna in una città turistica come denominata dal sindaco, da tutti, di una roba e l'altra, non c'è un saliscendi da poter accedere ai servizi dei bagni a San Giusto per handicappati. Adesso rivolgo ancora a Medao, che lui sempre è veloce nelle cose, di fare qualcosa, di informarci, perché non è che costa milioni un saliscendi, mi sono informato 3.000 euro, dunque penso che il comune 3.000 euro li abbia, no? Ecco. E un'altra cosa, anche l'altro giorno sarebbe da telefonare i frati di Montuzza che danno da mangiare ai nostri cari colleghi qua, emigrati, e dopo questi signori lasciano tutte che sono passato l'altro ieri, lasciano i piatti di plastica e tutta la cosa sull'erba, no? E questo è anche brutto, allora bisogna avvisare che dicano a questi maleducati di buttare le immondizie, il resto di pasti nei bottini. Grazie e buongiorno. Grazie Sergio, buona giornata. Sergio, allora grazie delle io segnalazioni. le rilancio una proposta, no? Adesso in concomitanza in relazione ai consigli che abbiamo e che avremo la prossima settimana, magari il mio numero ce l'ha, magari ci sentiamo, andiamo assieme al suo San Giusto, ci prendiamo un caffè, magari ne parliamo a quattro occhi. Tra l'altro è sempre interessante parlare con Sergio perché lui ha una cultura della città davvero molto, lui sa anche dove ci sono le ringhiere di L'Aquila, è una persona comunque che sa tante cose, quindi magari mi mandi un colpo di telefono, non so se riuscirò la prossima settimana, scusate all'inizio perché probabilmente avremo consiglio, ma in relazione con gli impegni del consiglio a me farebbe piacere vederlo, magari ci incontriamo direttamente su. Allora, vediamo se c'è un'ultima telefonata, poi dovremo appunto lasciare il nostro ospite raggiungere il consiglio comunale, magari rivedremo insieme invece uno dei nostri servizi per lanciare anche la trasmissione di questa sera di Ring, che si occuperà nuovamente del caso di Liliana Resinovic, quindi lo dico anche per la regia, per preparare insomma il servizio che ha realizzato ieri il nostro Gianluca Paladin. Ma sentiamo la telefonata. Buongiorno. Buongiorno dottoressa Laura, lei è la Buongiorno. Una risposta chiara e precisa sul perché sullo scontrino dove si paga il parcheggio viene messo il numero della targa, c'è l'obbligo di mettere il numero della targa. Se io pago per 2 ore e invece usufruisco solo di un'ora, perché non posso dare lo scontrino alla persona che viene dopo di me? Questo per me è un furto legalizzato, lo dico chiaro e forte. Il dottor Medao mi dà una risposta possibilmente precisa, visto che tutte le volte che ho telefonato gli altri ospiti hanno girato attorno alla risposta, dico. Grazie. Grazie a lei, buona giornata. Allora, che cosa diciamo alla signora che protesta per questa particolarità di solo alcuni, no, dei devo dire la verità che la signora ha ragione, nel senso che mi è capitato più volte che o si finisce prima e si dà non vedo nulla di male, signora, non le posso dare una risposta precisa perché non so la motivazione, ma le assicuro che mi informerò anche oggi che abbiamo un consiglio, abbiamo tutti i tecnici là, tutti i dirigenti là, e mi informerò, magari può contattarmi sui miei social, no? Mi trova ovunque, insomma anche sulla mail, quella del comune che è uguale a tutti, e magari se mi contatta mi dia qualche giorno e darò una risposta precisa, perché effettivamente, e magari qua mi diceranno,
e infastidisce anche a me, perché mi sembra una cosa carina, una cosa, insomma, no, non vedo nulla di che, ma una motivazione ci sarà sicuramente, ma io purtroppo non potrò essere chiaro perché non la so. Allora si informa e faremo sapere anche attraverso o magari la prossima trasmissione, no? O magari mi contatta sulla mia mail, sui social, insomma, no? Quindi mi farà piacere, mi informerò, perché non ci avevo mai pensato, perché insomma io sempre in moto, appunto, non mi parcheggio mai lì, però mi ha incuriosito. Ha incuriosito il nostro ospite, allora, che comincerà con la raccolta, diciamo, di pareri tra i cittadini di Trieste sul metal detector e anche il taser alla polizia locale, quando inizierà? Appena finito questa baraonda del Consiglio, cioè per questa delibera, appena finito lo spazio inizierò subito, proprio per fare le cose assieme alla gente. Tante volte si lamentano, si fanno le cose non d'accordo con le persone, quindi io presenterò questo fogliettino qua, nome, cognome, non c'è niente, basta un sì o no, metterò le cose e dopo alla fine faremo un conteggio, vedremo come fare questo conteggio, magari anche in diretta, ma sapere fare una cosa carina, e da lì poi preparerò una mozione e la porterò poi in commissione e dopo la porteremo in aula. Insomma. Secondo quella che è la volontà, insomma, che emergerà. Se uscirà il no, mi fermo e basta, insomma, no? Ma mi dà l'occasione un po' di stare con la gente, di parlare, so che a me piace tantissimo. Benissimo, allora grazie a Marcello Medau, buon lavoro, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Volentieri. Grazie molte e noi rivediamo insieme quello che ha dichiarato ieri a Claudio Sterpin ai microfoni e al telefono, appunto, con Gianluca Paladin. Vediamo. Non abbiamo fatto niente altro che pianificare per un poco più compiutamente l'itinerario, il cosa, il dove saremmo andati 3 giorni dopo. Noi 3 giorni dopo dovevamo sparire da Trieste, lei se ne andava da casa, probabilmente aveva già accennato qualcosa a Sebastiano e non è escluso che questa sua volontà sia stata un'autocondanna a morte, punto, questo dico io. Parole che lasciano poco spazio all'interpretazione, quelle di Claudio Sterpin, mentre con la memoria ripercorre gli ultimi momenti passati al telefono con Liliana Resinovic prima della definitiva scomparsa. È la telefonata della mattina del 14 dicembre 2021 alle 8:22. I due stavano programmando la loro fuga da Trieste, poi Liliana è uscita di casa e non è più tornata. La chiave del mistero ruota attorno a quelle ore, dalle 8:50 circa fino a mezzogiorno. In questo intervallo è successo qualcosa di terribile, secondo il pubblico ministero Ilaria Iozzi, che coordina le indagini. Liliana sarebbe stata uccisa dal marito Sebastiano dentro il boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, all'altezza del Civico 21, stando al documento di richiesta di incidente probatorio che il PM ha depositato sul tavolo del GIP. Sebastiano sapeva tutto di noi da mesi, per non dire da qualche anno, ma da mesi sicuro. Parole che verranno ripetute nell'udienza di incidente probatorio fissata per lunedì 23 giugno. Le dichiarazioni di Sterpin verranno assunte come prova in vista del processo. La verità è una, io l'ho detta dall'inizio, io ho detto la verità quando nessuno la sapeva, cioè il 15 dicembre del 21. Liliana era scomparsa da 10 ore o 12, da poco, in parole povere. Il 15 dicembre io mi sono presentato in questura, come ben si sa, e agli atti, e ho raccontato tutta la nostra storia. Sono rimasto a parlare 2 ore e mezza spontaneamente. E quello è sacro, e lo ripeto lunedì prossimo, perché non c'è altro. Dopo la telefonata Liliana è uscita di casa, ha buttato la spazzatura percorrendo via Damiano Chiesa per arrivare infine in piazzale Gioberti, ultimo avvistamento, poi il buio totale. Qualsiasi cosa che mi chiedono, qualsiasi, mi troverà preparato a rispondere, ma qualsiasi. Io sono semplicemente quello che sa gli ultimi movimenti e le ultime volontà di Liliana, di questo sono certo, sicuro e lo voglio ripetere, punto, tutto qua.
E di tutto questo del caso Resinovic si parlerà questa sera a Ring con Gianluca Paladin, che avrà ospiti in studio anche Nicolò Giraldi di Trieste Prima e il giornalista del Piccolo Giampaolo Sarti, che si sono occupati molto del caso, e proprio su Trieste Prima vediamo anche le ultime proprio novità appunto in vista dell'incidente probatorio, il bracciale greco a casa del fratello e il blitz della mobile a Monza, gli ultimi sequestri nel caso Resinovic. Nella richiesta avanzata dalla pubblico ministero Ilaria Iozzi per il secondo incidente probatorio emergono alcuni elementi di novità. L'esame, secondo quanto scrive la procura, appare imprescindibile in quanto dallo stesso potrebbero ricavarsi determinanti elementi di prova indispensabili per l'accertamento dei fatti. Se ne parlerà a partire proprio dalle 9 di questa sera. La richiesta per il secondo incidente probatorio porta in scena un esame che appare imprescindibile in quanto dallo stesso potrebbero ricavarsi determinanti elementi di prova indispensabili per l'accertamento dei fatti. Lo scrive nero su bianco la pubblico ministero Ilaria Iozzi, titolare del fascicolo per l'omicidio di Liliana Resinovic e per il quale risulta indagato il marito Sebastiano Visintin. È tutto per questa puntata di Sveglia Trieste, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti voi.